Una buona giornata, buon lunedì, ben ritrovati in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì 29 maggio, lunedì di ballottaggi, urne ancora aperte, lo ricordiamo, quindi rispettiamo il silenzio elettorale. Fino alle 15 si potrà votare nei comuni che vanno a ballottaggio per le elezioni amministrative, che sono 4, lo ricordiamo, in Veneto, il capoluogo Vicenza e poi Adria, Vedelago e Sona in provincia di Verona quest'ultimo. Ci collegheremo tra poco con Vicenza per capire il dato dell'affluenza, che può avere naturalmente in termini di esito finale un peso importante, e vi ricordo che noi andremo avanti fino alle 14:30 come di consueto con la nostra diretta di prima edizione, per poi passare lo studio, è proprio il caso di dirlo, al nostro Ferdinando Avarino, il vice direttore di Media Nord-Est, che inizierà il lungo pomeriggio di diretta con Ring per attendere gli esiti delle urne e analizzare naturalmente i risultati del voto. Andrà fino a ridosso dei nostri telegiornali serali per poi ricominciare naturalmente con Ring come ogni lunedì dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Noi iniziamo dalla cronaca, la cronaca che arriva dalle strade. Purtroppo ci sono state altre vittime in queste ore. Ieri durante la diretta di mezzogiorno vi avevamo dato conto di 2 vittime, altrettante purtroppo se ne sono registrate nelle ultime 24 ore tra il Bellunese e di nuovo il Vicentino. Allora andiamo proprio a Marano Vicentino, dove uscendo di strada con la moto ha perso la vita un 64enne. Marano Vicentino, sono stati inutili i tentativi di rianimare Giacomo Xotto, un motociclista 64enne morto dopo essere uscito di strada ieri sera in via degli Alpini. L'incidente è accaduto dopo le 19 nei pressi dell'intersezione con via Carducci. L'uomo in sella alla sua Honda viaggiava in direzione del centro di Marano quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, ha perso il controllo della motocicletta finendo per impattare contro un terrapieno. Probabilmente la causa di un malore improvviso. Per i medici del SUEM, dopo i primi tentativi di soccorso, non c'è stato più nulla da fare. E sempre un incidente in moto è costato la vita ieri pomeriggio lungo la statale 51, siamo nella zona del lago di Santa Croce nel Bellunese, a un uomo di Pieve di Soligo, Walter Lorenzon, 56 anni, che insieme alla moglie era a bordo appunto del proprio scooter. All'altezza di una curva ha perso aderenza con l'asfalto, il mezzo è finito a terra. Purtroppo il motociclista è morto nel trasporto in ospedale, mentre la moglie risulta ferita all'ospedale di Belluno, ma non risulterebbe in pericolo di vita. La coppia risiedeva appunto a Pieve di Soligo, ha 2 figli ed è aspettato al sindaco Stefano Soldan purtroppo avvisare i familiari di questo incidente, che potrebbe aver avuto origine dall'asfalto bagnato che ha fatto perdere aderenza allo scooter, perché lo ricordiamo a Belluno ieri si è abbattuto un violento nubifragio che ha interessato la prima periferia est della città verso Ponte nelle Alpi, con addirittura degli allagamenti. Da questo potrebbe essere derivato anche dall'asfalto bagnato, come detto, l'incidente costato purtroppo la vita a Walter Lorenzon, ennesima vittima della strada in provincia di Treviso, dove da inizio anno, lo ricordiamo, i morti in strada sono oltre 20. Un'altra tragedia si è verificata, ve ne abbiamo dato conto ieri a Vo, sui Colli, ed è stata fissata la data dei funerali del giovane di 26 anni originario del Rodigino, che è rimasto vittima anche lui di una fuoriuscita autonoma di strada con la moto contro un platano. È stata fissata la data dei funerali di Nicolas Carazzolo, il 26enne rodigino di Villanova del Ghebbo, morto sabato sera in un incidente in moto mentre stava percorrendo una strada a Vo. L'addio alle 10:30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale del comune della provincia di Rovigo, dove il giovane viveva con la famiglia. La polizia locale di Vo intanto sta cercando di capire come sia avvenuto l'incidente. Il 26enne era in sella alla sua Kawasaki, stava percorrendo via Monteversa, una strada con molte curve. All'improvviso si è schiantato contro un platano. Un malore o forse una distrazione. I familiari escludono l'alta velocità perché Nicolas era molto prudente in moto. Non ci sono però testimoni. Gli agenti della locale escludono che ci sia il coinvolgimento di terze persone. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia e quindi i familiari hanno potuto organizzare i funerali.
Altro incidente davvero impressionante a Tiene, di nuovo nel Vicentino, con uno schianto che è avvenuto di mattina presto. Andiamo a vedere le immagini. Attimi di paura questa mattina a Tiene, dove si è verificato un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8 in via Vittorio Veneto, in pieno centro. Secondo le prime informazioni pare che una moto Cagiva proveniente dalla stazione ferroviaria sia andata a sbattere contro una Citroën all'altezza della rotatoria di via 25 aprile. Lo schianto è stato inevitabile e la passeggera della motocicletta, una 41enne di Villaverla, ha subito lesioni dopo essere stata sbalzata a terra dall'urto. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che hanno preso in carico la donna ricoverandola all'ospedale di Sant'Orso. La viabilità della zona è andata in tilt durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati. I rilievi di rito e la gestione del traffico sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino. E nel Padovano invece c'è stato un incidente sabato sera all'altezza del sottopasso ferroviario di via Decorati al Valor Civile. Un'auto, la vedete nelle immagini, dopo la perdita di controllo da parte del conducente si è rovesciata, ferito appunto l'automobilista al volante, rimasto incastrato ed estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. È stato poi naturalmente preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118 che l'ha trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del sinistro. Tra l'altro altri 2 incidenti si sono verificati nelle ultime ore anche in provincia di Treviso. Un incidente piuttosto grave a Motta di Livenza lungo la Postumia con un giovane trasportato in elisoccorso all'ospedale, e poi andiamo sull'immagine del PC. La notte scorsa, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Europa a San Fior per un'auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo della persona alla guida che è rimasta ferita. Anche in questo caso i pompieri accorsi da Conegliano hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora, quindi davvero grande attenzione occorre fare sulle strade. Vediamo purtroppo che si moltiplicano gli incidenti. Torniamo ora sull'aggressione invece subita nel quartiere trevigiano di Selvana da un equipaggio di un'ambulanza di Treviso Emergenza che era uscito per soccorrere un ragazzo di 21 anni notato a terra dai passanti in stato di evidente alterazione. È accaduto ieri mattina all'alba. Solidarietà agli operatori è stata data dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Chi è in front office, quindi pronto soccorso, i nostri psichiatri, i nostri infermieri, in psichiatria di pronto soccorso sono ogni giorno, purtroppo a rischio di questo tipo di violenze che possono essere psicologiche, quindi verbali, ma anche come in questo caso di aggressione. 5:15 del mattino, quartiere di Selvana, un 21enne a terra è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118, ma gli operatori si sono ritrovati davanti un soggetto violento. Sono arrivati sul posto infermiere e l'autista e hanno trovato questo signore, questo giovane sostanzialmente ancora non proprio lucido orientato, era per terra, la bicicletta era più avanti, caduta più avanti, e loro volevano valutare giustamente lo stato della persona. L'infermiera si è avvicinata ed è stata aggredita e ha dovuto scappare, per cui è stata poi aiutata dal nostro autista, che ringrazio, che è stato mosso una mano dal medesimo. Sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia. Un equipaggio delle volanti ha calmato il giovane accompagnandolo poi al pronto soccorso. Ancora da stabilire le cause dell'alterazione. Massima solidarietà agli operatori. Adesso anche capiamo quanto difficile sia fare questo mestiere e perché ci sono poche vocazioni, perché quando una persona che fa il proprio dovere tenta di salvare qualcuno, di aiutare qualcuno, viene aggredita, voi capite che effettivamente questi messaggi non sono certo positivi per un giovane che vuole intraprendere questa carriera. La tendenza è quella di un aumento di casi di questo genere, spiega Benazzi, ma l'umanizzazione di cui tanto si parla, conclude il direttore generale, non va perseguita solo da parte dei sanitari, ma anche da parte dell'utenza.
E ora torniamo sull'omicidio ancora da risolvere della giovane mamma romena di 31 anni di Treviso, Anika Panfile. Le indagini da una parte, dall'altra ci sono i timori per la sorte dei suoi bambini. Le preoccupazioni di Anika, i suoi problemi economici e poi quell'ultima persona che ha incontrato, che conosceva e che al culmine di un diverbio l'ha uccisa da disarmato, disfandosi poi del corpo. Da una parte le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica che proseguono senza sosta per dare un'identità all'omicida della mamma 31enne di Via Ronchese, dall'altro i timori per la sorte dei suoi bambini, i 3 piccoli avuti con l'ex marito, un suo connazionale, mentre la minore è nata dalla relazione con il compagno Luigino De Biase. L'ex marito sarebbe arrivato a Treviso nelle ultime ore dalla Romania. Verso di lui in passato la donna avrebbe sporto denuncia, poi 5 anni fa la separazione. Giovane Anika Panfile, con un passato non facile e i tanti sforzi per crescere i suoi bambini, al punto da chiedere aiuto alla comunità di Sant'Egidio, soprattutto per far fronte alle spese mediche di cui potevano avere bisogno i figlioletti, mentre per quelle ordinarie cercava di arrangiarsi. Tutto quello che aveva lo spendeva per loro, confermano dalla comunità, dove è partita una raccolta fondi per sostenere proprio i bambini, mentre ancora si attende di fare luce sulla tragica fine di Anika, forse gettata in acqua dal ponticello sullo scolo del canale della Vittoria a Spresiano, dove qualcuno ha deposto fiori e lumini, e poi ritrovata su un isolotto lungo il Piave con addosso ancora i vestiti con cui era stata notata ad Arcade per l'ultima volta 10 giorni fa. E ladri invece in azione a Maserata sul Piave, ancora nel Trevigiano. Ignoti si sono introdotti nottetempo in una nota agenzia immobiliare rubando soldi e gioielli. La titolare sui social si è sfogata, hanno portato via, dice, soprattutto i gioielli, i ricordi di mia madre. Chi ha visto qualcosa ci aiuti, e sul caso indagano i carabinieri. Hanno portato via anche i gioielli di mia madre, gli unici e ultimi ricordi che ho di lei. Se avete visto qualcosa, cari compaesani, aiutatemi. Sono parole soppesate e sofferte quelle che Marta Perocco affida ai social per raccontare il furto subito nella propria agenzia immobiliare gestita con il padre Paolo nel cuore di Maserata in via Caccianiga nella notte tra venerdì e sabato. È mezzanotte e mezza quando ignoti si introducono nel negozio. Lo fanno, racconta lei stessa, dalla porta principale come fosse fatta di burro. La cassaforte viene scassinata, probabilmente forzata con una smerigliatrice. Oltre ai monili vengono asportati i documenti dell'attività e i risparmi personali di una vita. Si parla di una cifra elevata, ma non c'è ancora un ammontare preciso. I carabinieri stanno già setacciando le telecamere della zona. Quello che sembra certo è che i delinquenti hanno agito indisturbati e senza disturbare. Voi eravate in casa? Sì, alla mezzanotte e mezza eravamo a letto. Sì, non ho sentito niente, non ho visto niente e purtroppo mi dispiace. La zona non è nuova a episodi di questo tipo, anzi, nell'agosto dello scorso anno 2 uomini avevano rapinato la parafarmacia a fianco dopo un lungo appostamento. Un episodio che aveva allarmato lo stesso Paolo Perocco, che aveva raccontato la sua angoscia ai nostri microfoni. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. A meno di un anno il copione si è ripetuto, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. Perocco è però scosso. In questo momento no, ci sentiamo domani, devo verificare alcune cose. Non volete proprio dirci niente? No, per adesso decidiamo domani. Ma lei pensa che ci sia un collegamento con la parafarmacia dell'anno scorso? No. Non c'entra niente. Ora bisogna capire se i ladri fossero a conoscenza del fatto che all'interno della cassaforte c'erano i gioielli di famiglia, un dettaglio non da poco sul quale si stanno concentrando i carabinieri. Apriamo ora una finestra sulle elezioni in corso. Abbiamo detto urne aperte in 4 comuni del Veneto per le elezioni amministrative. Si vota anche oggi per i ballottaggi. Ci sono altri 4 sindaci da eleggere. Andiamo a vedere le schermate una alla volta che riportano l'affluenza di ieri sera alle 23, che è l'ultimo dato di cui siamo in possesso. Non c'è l'affluenza delle 12 di oggi, c'è il dato appunto delle 23 e poi avremo il riscontro definitivo delle 15. Sappiamo che in generale c'è un'affluenza in leggero calo. Allora qui siamo a Adria, provincia di Rovigo. Naturalmente i comuni, ve lo ricordo, che vanno al ballottaggio sono i comuni sopra i 15.000 abitanti che, non avendo raggiunto nessuno dei contendenti il 50% più 1 dei consensi al primo turno, naturalmente devono andare al secondo. Allora,
Allora, eccola qua, schermata di Vedelago, provincia di Treviso. Il dato a domenica alle 23 era del 40,23% degli elettori aventi diritto che sono andati a votare contro il 44,6% del primo turno. Questo appunto Vedelago. Andiamo a vedere adesso Vicenza, ha votato ieri sera il 42,05%, anche qui una lieve flessione ma non esagerata, lo vedete, un punto percentuale. A Sona, siamo in provincia di Verona, invece il dato decisamente più basso, qui l'interesse evidentemente è minore, affluenza alle urne al 35,78% rispetto al 44,76% del primo turno. Vediamo se in regia Alessandro Granziera e Alberto Pivietta ci rifanno vedere il dato di Adria, così lo leggiamo assieme. Eccolo qua, il 40,52% degli aventi diritto, anche qua un vistoso calo rispetto al 47,73%. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15 di oggi, quindi c'è ancora qualche ora per recuperare, anche se non sarà semplice naturalmente. E si sapeva che l'affluenza al secondo turno in qualche modo era destinata a una flessione. Allora andiamo a Vicenza proprio per commentare questi dati sull'affluenza alle 23 di ieri. Vedo già collegata la nostra Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in redazione a Vicenza, dove oggi il tema ovviamente che tiene banco è quello del ballottaggio, sfida tra Francesco Rucco e Giacomo Possamai, urne aperte a partire da ieri mattina alle 7, oggi si chiuderanno alle ore 15. Il dato che abbiamo a disposizione è quello relativo al dato sull'affluenza al voto delle 23 di ieri domenica, quindi nel primo giorno di ballottaggio l'affluenza registrata è arrivata al 42,05%, il che significa quasi 2 punti in meno rispetto al dato registrato al primo turno, quindi alla stessa ora delle 23 di domenica. C'è stato un aumento ieri registrato a fine serata rispetto a tutta la giornata in cui l'affluenza è stata più debole. Alle 19 di ieri il numero dei votanti in città era al 32,58% contro il 14,21% delle 12. I vicentini che hanno votato sono stati in tutto 37.338 sugli 89.000 elettori aventi diritto. Quindi l'asticella si è fermata al 42,04%, in leggero calo rispetto al 43,7% di 2 domeniche fa, cosa che viene confermata in termini generali perché il secondo turno c'è sempre un calo fisiologico di affluenza. Il commento ovviamente che sarà da fare alla fine di questo ballottaggio sarà anche su chi dei due candidati ha saputo mobilitare più votanti. Per il momento è tutto dalla redazione di Vicenza e io restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie. Ci sarà naturalmente ampio spazio, lo abbiamo detto, nel pomeriggio poi per analizzare i vari risultati che arriveranno dalle urne. Dalle 14.30, ve lo ricordo, in diretta con Ferdinando Avarino a Ring per iniziare a sentire gli ultimi dati appunto sulle affluenze alle urne che si chiuderanno alle 15 e poi via con i primi risultati e con i primi commenti. Allora, andiamo a vedere adesso qual è la situazione a Venezia. Ieri vi abbiamo dato ampio conto della chiazza verde fluorescente apparsa sotto il ponte di Rialto. Ci sono state molte reazioni, foto che hanno fatto naturalmente davvero impressionanti il giro del mondo. Oggi c'è, eccole qua, anche il video dei Vigili del Fuoco. Lo vedete, un verde davvero molto acceso, quello comparso sotto il ponte di Rialto, tra l'altro in una Venezia
affollatissima, perché ieri c'era anche la Voga Longa e quindi naturalmente c'era una città piena di turisti, piena di visitatori, che si è ritrovata davanti a questo spettacolo inedito. Si era detto lì per lì liquido di tracciamento. Il presidente del Veneto Luca Zaia aveva manifestato i suoi timori non tanto per questo fenomeno singolo, che non è stato rivendicato da nessuno. L'ARPAV dice difficile che sia accidentale, ma non è stato rivendicato. Diceva magari il pericolo è quello dell'emulazione. Stamattina riunione in prefettura a cui è andata la nostra Ilaria Marchiori, che vedo in diretta proprio da Venezia, e quindi ti cedo la linea, Ilaria, per capire quali sono state le novità. Sì, buongiorno Rina, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo proprio nella zona di cui tu hai appena parlato, dove ieri c'era l'acqua praticamente fosforescente. Come vedete ora è tutto sistemato. In realtà già dal tardo pomeriggio di ieri la situazione era tornata alla normalità, ma vi vogliamo appunto fare vedere che adesso la laguna è tornata al suo colore naturale. Proprio però per capire che cosa sia accaduto, questa mattina c'è stata una riunione in prefettura, riunione a cui hanno preso parte, oltre i tecnici di ARPAV e dei vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine, la polizia locale che sta indagando specificatamente proprio sull'accaduto, la Guardia di Finanza e Carabinieri, ovviamente la questura con il questore Mascio Pinto e ovviamente il prefetto Michele Di Bari. Non c'è ancora stata alcuna rivendicazione dell'episodio, però per capire poi quali sono stati i contenuti della riunione di questa mattina che si è svolta in prefettura, io vi faccio ascoltare l'intervista al prefetto Michele Di Bari. Signor Prefetto, questa mattina c'è stata una riunione qui appunto in prefettura per discutere di quello che è successo ieri a Venezia, che ha lasciato tutti un po' così col fiato sospeso. Quali le novità? Le novità confermano sostanzialmente quello che già ieri abbiamo asserito, e cioè che in fin dei conti si tratta di un tracciante. Viene confermata questa ipotesi. Non abbiamo ancora l'esame definitivo da parte dell'ARPAV, però credo che questa ipotesi possa essere valorata, e cioè che è un tracciante. Ovviamente la riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per una attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare in via straordinaria la bellezza di Venezia. Ma per esempio nel caso di ieri come avrebbe agito questo dispositivo? No. Allora, il rischio zero ovviamente in questi casi non esiste, però noi dobbiamo porci la domanda se tutto ciò che noi stiamo facendo è il massimo che noi abbiamo il diritto, dovere di fare. La risposta di oggi è proprio questa, cioè noi abbiamo la necessità di essere presenti nei limiti del possibile e nei limiti delle risorse disponibili, perché bisogna sempre fare i conti con le risorse disponibili, però l'episodio di ieri ci insegna che determinati luoghi simbolo devono essere presidiati. Non c'è stata alcuna rivendicazione? Al momento no. Al momento no, quindi l'attività dal punto di vista dell'individuazione dei responsabili sta andando avanti, perché sta operando la Polizia Locale di Venezia, però ripeto, il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione.
Comunque le analisi effettuate finora, anche se sappiamo che ne mancano alcune, non danno alcun pericolo per la popolazione. Al momento no, ripeto, però dobbiamo sempre attendere in via definitiva l'esito di queste analisi. Ecco, avete sentito dunque questa intervista realizzata insieme al prefetto Michele Di Bari al termine della riunione che si è svolta questa mattina in prefettura con le altre forze dell'ordine, dicevamo i tecnici di ARPAV e anche dei vigili del fuoco che ieri si sono recati immediatamente ovviamente sul posto. Anche il prefetto, come avevi anticipato tu Lina, aveva espresso ieri il governatore Zaia, ha parlato di questo timore dell'emulazione, perché è ovvio che quando accadono episodi sul generis il primo pensiero, dopo aver scartato la pericolosità eventuale della sostanza, è proprio quello che ci possano essere persone o gruppi che vogliano emulare quanto accaduto, un po' come accade, no? Qui a Venezia spesso quando ci si tuffa o quando si mangia sui gradini, o si cercano di fare un po' quelle che volgarmente sono state definite bravate, su cui però sappiamo bene l'amministrazione è intervenuta con il pugno duro, con il pugno di ferro. Tra l'altro proprio anche sui social ieri, quando iniziavano a girare sul web queste immagini di una laguna verde fluo, sono anche ovviamente chi ha iniziato a fare anche delle battute, proprio a scherzarci sopra. Non si è percepita molta preoccupazione in realtà su questo fatto. Evidentemente c'era già chi si era reso conto che si trattava proprio effettivamente di un episodio così poco pericoloso, se così vogliamo definirlo, per la laguna e per la città. Non ci resta che attendere l'esito delle ultime analisi effettuate da ARPAV, anche per capire effettivamente nello specifico di che sostanza si tratti, e ovviamente confidare nelle indagini che sta conducendo la polizia locale con il comandante Marco Agostini, sperando di capire quale sia stata l'origine di questo episodio. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, abbiamo visto dalle immagini alle tue spalle che l'acqua è tornata al consueto colore. Vedremo come proseguirà questa vicenda che tiene banco anche nella prima pagina, nell'home page del sito del Gazzettino. Andiamo sul PC, acqua verde in Canal Grande, il Gazzettino riporta il parere dell'ARPAV, improbabile sia un incidente, presente abbiamo detto un'elevata quantità di fluoresceina, per cui questa sostanza che ha reso l'acqua di quel verde impressionante, che sicuramente ha valso molte foto ieri per chi passeggiava per Venezia, in particolare la zona di Rialto. Il prefetto che abbiamo sentito da pochissimo ai nostri microfoni, anche il Gazzettino riporta le sue dichiarazioni, episodio deprecabile, serve uno sforzo straordinario per intensificare i controlli ed evitare evidentemente che accada nuovamente. Tra l'altro qui diamo uno sguardo internazionale, perché anche il Gazzettino a lato riporta la notizia con cui aprono i giornali nazionali. Il premier Sanchez in Spagna ha sciolto il Parlamento convocando elezioni anticipate, per cui un paese vicinissimo a noi che ritorna alle urne e si crea in qualche modo una nuova instabilità in questo paese che tra l'altro è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. C'è il dato che vi abbiamo fornito poco fa dell'affluenza per i ballottaggi in Veneto, che abbiamo detto essere in calo, e poi appunto vedremo quanto questo influirà sull'esito finale del risultato a Vicenza, Vedelago, Adria e Sona, dove si sta ancora votando. Le immagini del violento temporale nel Bellunese, vi lo citavo prima, collegato all'incidente costato la vita a Walter Lorenzon, centauro di Pieve di Soligo di 56 anni, finito fuori strada con lo scooter con la moglie. Vediamo se il sito del Gazzettino ci permette di vedere le immagini di questo violento temporale che ha colpito appunto
appunto la zona di Belluno, causando problemi alla circolazione e allagando anche diverse zone, motivo per il quale naturalmente la circolazione stradale stessa è poi andata in sofferenza. Pioggia e grandine addirittura. Vediamo invece di nuovo sull'home page le notizie di cronaca. Ecco, questa è la notizia dell'incidente di cui parlavamo, che abbiamo dato poco fa. L'incidente è costato la vita a Walter Lorenzon in Alpago. Val di Zoldo, un tumore si porta via Leonardo a 21 anni, fino all'ultimo è rimasto fra le sue montagne. La notizia della morte di questo giovanissimo. Poi c'è il caso che fa molto discutere da Padova del 18enne che si è buttata dalla finestra dopo una visita psichiatrica, con la denuncia della madre: avevo chiesto il ricovero in casa di cura. E poi altri temi politici, ma li tratteremo nel pomeriggio. Lasciamo per adesso silenzio sui temi politici, ma da Chioggia arriva la notizia: multe alle auto in sosta, vigili aggrediti dai passanti. Anche questa una notizia che riguarda evidentemente l'ennesima aggressione a funzionari pubblici. Poco fa vi abbiamo raccontato quella al personale di un equipaggio di Treviso Emergenza di un'ambulanza. Allora, vedo collegato già in diretta il nostro Lucio Zanato, sempre con scenari meravigliosi, tra l'altro Lucio alle spalle, ieri eri a Forte Marghera, oggi vediamo le colline di Asolo, perché è nato il primo cammino della viticoltura, il primo percorso. Cosa ci racconti? Allora, intanto buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Io mi sposto perché Nicoletta vi fa vedere questo territorio meraviglioso: Cima Grappa, poi vedete la Pedemontana e poi la piana asolana, insomma uno spettacolo da non mancare, soprattutto in questi momenti in cui l'estate è notevole. Poi da questa parte vi faccio vedere un altro spettacolo, perché non so se vedete, ci sono i sindaci della zona che fino a qualche secondo fa si mangiavano le ciliegie, perché è giusto che sia così. D'altra parte i sindaci sono anche esseri umani come tutti quanti, e vi devo dire che queste ciliegie sono notevoli. Sono qua perché, allora, intanto cominciamo con Claudio Dalbello, che viene Antonio Dalbello, scusa, perché ecco, ho fatto confusione. Antonio Dalbello, che è il proprietario di questo territorio, nonché uno dei produttori della DOCG, che ha avuto questa idea, cioè un percorso naturalistico all'interno di queste colline. Perché? Perché dopo tutti questi anni che portiamo le nostre bottiglie in Veneto, in Italia, in Europa e oltreoceano, adesso vediamo se è possibile far conoscere a chi le beve queste bottiglie da dove noi siamo partiti. L'origine della nostra terra, la nostra storia è per noi importante, perché pensiamo che questa sia l'ancora di salvataggio per i prossimi anni futuri, in quanto se uno ha un'attività come la nostra legata alla terra, non è possibile che chi usa non faccia conoscere questo suo luogo, la propria terra, la propria storia. Oggi è un giorno importante e noi siamo emozionati e anche, si può dire, tenaci di tenere duro nel valore delle nostre colline di Asolo. Ecco appunto la cosa importante delle colline di Asolo, grazie a Dalbello, con invece il sindaco Mauro Migliorini parliamo di turismo, perché questo è un percorso sì naturalistico, ma anche a forte valenza turistica. Voi come Asolo questo turismo lo state toccando con mano, con numeri importanti. Sì, oggi è un giorno molto importante non solo per Asolo, ma per tutto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana, perché percorrere un sentiero all'interno delle nostre colline, toccando con mano la produzione locale, non solo vino ma anche ciliegie, olio e molti altri prodotti, dove i produttori hanno un occhio di attenzione nei confronti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità, sono tutti indici molto importanti per promuovere il territorio ed anche il turismo. Ma vediamo i numeri di questo turismo, perché lei ha i numeri, può dare i numeri, non solo il turismo diciamo in area. Noi tieni sconto i numeri, assolutamente. Esatto, perché sono numeri importanti anche per quanto riguarda la passeggiata della Rocca, quindi turismo e anche storia. Sì, non li tengo nascosti al di là del battuto, ma era giusto dare merito alla Cantina Dalbello di questa iniziativa. Asolo sta vivendo un 30% in più di presenze turistiche rispetto al 2019. Il 2019 era considerato l'anno migliore da decenni per la presenza turistica nel nostro territorio. Quando parlo di Asolo intendiamo tutto quanto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana. Il fulcro della nostra promozione turistica
turistica è La Rocca, che ogni fine settimana, quindi sabato e la domenica, dà dai 6 ai 700 visitatori che salgono nel camminamento per godersi o l'alba o il tramonto o i panorami della nostra città dai 100 orizzonti. Grazie al sindaco. Passiamo invece a un altro sindaco, il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, che oltretutto qui è la presidente del MAB UNESCO, giusto? Diciamo che rappresenta questo territorio. Come stiamo andando col MAB UNESCO e soprattutto che prospettive ci sono? Allora, le prospettive sono ottime, nel senso che stiamo già definendo il piano d'azione che verrà approvato entro settembre, e quello andrà a declinare tutte le azioni che i vari tavoli, perché abbiamo un sacco di tavoli per ogni tema fatti dai portatori di interesse ma anche dai singoli cittadini, quindi da loro nasceranno le progettualità da inserire nel piano di zona, nel piano di azione che presenteremo all'UNESCO. È chiaro che se abbiamo, come in questo caso, aziende, territori che si mettono in rete e fanno squadra con noi, individuando le eccellenze e soprattutto declinandole sul tema della sostenibilità, sicuramente tra 10 anni l'UNESCO ci premierà, perché troverà la nostra riserva di biosfera con la sua meravigliosa biodiversità potenziata e sicuramente valorizzata. Ancora un paio di minuti perché ho delle altre voci a farvi sentire, quella di Claudio Sartor, che è oltre che sindaco di Cornuta è anche il delegato della viabilità, e qui c'è il tasto Dollens. Come stiamo andando con la strade e soprattutto con la viabilità in questo territorio? Allora, non è un tasto dolente, perché bisogna sempre considerare che sul nostro territorio adesso si è aperta un'arteria fondamentale per il traffico, che è la Pedemontana, che comunque sta dando dei risultati e avvicina tanto questo territorio alle principali direttrici. Quindi sì, non credo sia un tasto dolente. Certo, ci sono dei punti da migliorare, ci sono dei cantieri aperti come quello delle gallerie del Grappa. Lui lo sa che è un must che io gli sto dietro, perché è un circuito poi per sicuramente le maglie e quant'altro. Sicuramente sì, per il turismo sul Grappa sicuramente questo è un'opera pubblica che sta andando avanti. Possiamo dire a chi ci sta guardando che insomma quest'estate un giro si può fare senza trovarsi bloccati? Ma sì, cioè alla fine c'è un ritardo di qualche settimana che è dovuto principalmente a maltempo, però ricordiamoci che è un cantiere molto delicato, a quasi 1500 metri, quindi con strade che sono anche limitate. Ad agosto saranno aperte, quindi c'è qualche settimana. Vorrei ricordare che su quel tratto la provincia ha investito più di €1 milione per sistemare le gallerie, quindi è un'attenzione particolare che è stata data insomma dal nostro ente anche al Grappa e a tutto il sistema, che tra l'altro con tante altre manutenzioni che sono state fatte sulle strade lungo appunto il massiccio del Grappa. Quindi. Grazie. Allora, per ultimo invece un volto, perché è un po' la testimonial, Gabriella Dorio, che voglio dire di strada ne ha fatta, di corse ne ha fatta, però lei è venuta qui oltre che fare la testimonial anche a dimostrare che si può tornare all'agricoltura dopo aver fatto tanto sport, aver preso tanti premi, perché lei ci ha raccontato prima insomma che coltiva anche ulivi. Beh, non ho mai smesso, perché quando c'è la passione dentro, anche se si ha poco tempo, comunque si fa. A me è sempre piaciuto, quindi sono nata contadina, ho girato il mondo, ma comunque anche se ho un pezzetto di terra piccolo lo lavoro con gioia, perché insomma il ritorno alla terra è la cosa migliore. Noi siamo nati, veniamo tutti dalla terra, anche quelli che non hanno mai lavorato la terra vengono dalla terra, quindi è inutile che ci giriamo sempre intorno. Siamo nati tutti contadini e quindi dobbiamo forse ricordare quello che eravamo ed è la cosa più importante. Insomma, percorsi come questi ci aiutano a riscoprirlo. Ma sicuramente poi belli come questo poi. E non c'è altro da dire. Lina, se hai delle domande, se no ti restituisco la linea. Grazie Lucio, sei stato assolutamente esaustivo. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità. Grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Ci fermiamo per un piccolo break e poi torniamo per parlare sempre di ambiente con il nostro primo ospite. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3. In questa giornata, lo ricordiamo, di voto in 4 comuni del Veneto per le elezioni amministrative. Si vota per il ballottaggio per scegliere tra 2 contendenti per comune i nuovi sindaci a Vicenza, Adria, Vedelago e Sona. Dalle 14:30, ve lo ricordo, la diretta di Antenna 3 per analizzare gli esiti del voto e dare naturalmente via via che arriveranno i risultati. Intanto noi parliamo
parliamo di ambiente. Abbiamo appena lasciato il nostro Lucio Zanato sulle splendide colline di Asolo, si è accennato al tema della sostenibilità e poi c'è il tema inquinamento molto importante per quanto riguarda l'aria che respiriamo. Adesso andiamo verso la bella stagione, il tema come sempre passa un pochino d'attualità, in realtà in autunno ci risaremo con questa problematica. Proprio nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto, a Villa Bolasco, si è tenuto un convegno che ha avuto come protagonista il professor Alberto Pivato dell'Università di Padova, che è in collegamento. Eccolo qua, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Professore, noi abbiamo voluto invitarla perché il tema non passa, secondo noi, mai d'attualità, nel senso che bisogna prepararsi naturalmente non solo per l'inverno ma per il futuro. Mi pare di capire da quel che lei ha spiegato nel corso di questo convegno dedicato a emergenza qualità dell'aria, lo stato di fatto e soprattutto le soluzioni future. Anche perché a quanto pare le strategie possibili di vario tipo, magari messe in atto in questo momento, non sono quelle che servono. Allora, innanzitutto, qual è il punto della situazione stando alle vostre ricerche e ai vostri studi? Il punto attuale della situazione è che lo stato di qualità dell'aria nel bacino padano, per usare un eufemismo, non è tra i migliori. Secondo uno studio dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, tra le 25 città più inquinate per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ci sono i maggiori capoluoghi di provincia nel Veneto, con l'eccezione di Rovigo e di Belluno. Questo insomma evidenzia una problematica di cui insomma siamo ben a conoscenza per quanto riguarda il bacino padano e la regione Veneta. È un problema sicuramente sanitario, ma non solo. Sempre uno studio recente del 2019 ha evidenziato che solo per l'inquinamento atmosferico abbiamo un tasso specifico di mortalità, un incremento di quasi 800.000 unità all'anno, che equivale a una riduzione di vita, di un'attesa media di vita di circa 2,2 anni. Questi sono alcuni dati per dare un'idea dello stato. Sul futuro avremo un ulteriore problema perché con la nuova politica del Green Deal si sta discutendo per la riduzione dei limiti della qualità dell'aria. Questo è un grossissimo problema per noi, in quanto già ad oggi l'Italia è interessata a 3 infrazioni europee per l'ambiente, in particolare legato alle PM10, alle PM2,5 e agli NOx. Quindi se andremo a ridurre ulteriormente questi limiti, potremmo incorrere ancora a maggiori problemi di carattere legale che hanno una conseguenza di costi molto ma molto elevati. Questo non vuol dire che ridurre i limiti abbiamo un migliore impatto sulla salute umana. È uno strumento di certo che va a dare un indirizzo. Questo per quanto riguarda la regione Veneto è un grossissimo problema, perché noi viviamo in una regione, in un'area che è soggetta da un punto di vista orografico, una situazione orografica che consente una cattiva dispersione in atmosfera degli inquinanti atmosferici. Abbiamo delle velocità dei venti molto ma molto più basse rispetto alla media europea. Di contro abbiamo una densità abitativa, una densità delle attività produttive tra le più alte. Quindi sebbene il fattore di emissione, quello che noi produciamo ed emettiamo, sia simile a livello europeo, cioè una macchina qui da noi inquina esattamente come una macchina in Svezia, solo che le nostre condizioni specifiche orografiche non consentono una dispersione, una degradazione naturale delle sostanze chimiche in ambiente.
Ecco professore, stiamo vedendo proprio immagini di macchine. Ci sono delle azioni che i capoluoghi di provincia della nostra regione sono messi d'accordo, sedendosi attorno a un tavolo, di mettere in atto, che sono le domeniche ecologiche, che sono i contestati, i blocchi del traffico, in realtà anche piuttosto blandi, insomma difficilmente ci capita di riportare notizie di grandi multe o sanzioni comminate per la violazione di questi blocchi. Di certo si è cercato di inasprire negli ultimi tempi questo genere di provvedimenti, di appunto fissare più domeniche ecologiche e poi di fare tutta la politica sulle caldaie, sulla sostituzione delle caldaie inquinanti. Questa è da parte delle amministrazioni una strada corretta secondo lei? Allora, per essere molto sintetico, per quanto riguarda le domeniche ecologiche, da un punto di vista ambientale servono poco, se non pochissimo. Nel senso che abbiamo condotto e pubblicato da poco uno studio sul monitoraggio su 10 anni di tutte le centraline del Veneto, quindi abbiamo analizzato una quantità enorme di dati, tra cui abbiamo cercato anche di estrapolare alcune risultanze per quanto riguarda le domeniche ecologiche. Nulla di nuovo su questo argomento, ma abbiamo confermato che servono poco o niente. Ma questo è anche abbastanza ovvio, poi abbiamo riscontrato che si hanno magari in centro una leggera diminuzione delle PM10, ma nelle aree limitrofe invece è un aumento, e questo perché il traffico si muove dal centro città a fuori e i giorni successivi, perché l'aria si muove, le concentrazioni di PM10 ritornano esattamente ai stessi livelli del giorno per cui è scattato questo tipo di strategia. Molto differente invece è la strategia sulle caldaie, quella sì che invece è molto ma molto importante. È probabilmente, per quanto riguarda le polveri sottili, le PM10 ma anche le PM2,5, la sorgente principale. Ed è su questo settore che dobbiamo intervenire in modo strutturale, ed è quello che si sta facendo e molte amministrazioni e la regione stessa sta facendo. Sarebbe anche ingiusto non far notare che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto una riduzione, un miglioramento della qualità dell'aria. Solo restando per le PM10, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto, secondo la nostra statistica, un miglioramento medio del 16% in 10 anni. Questo insomma è un buon risultato. Solo che per avere un ulteriore miglioramento e scendere a livelli di salvaguardia per la salute umana bisogna mettere in campo delle strategie molto più forti, e probabilmente quelle che stiamo mettendo oggigiorno non sono sufficienti. Riporto, giusto per concludere la domanda, una riflessione che è nata durante il periodo del Covid. Noi durante il Covid abbiamo avuto un campo prove che mai avremmo pensato. Tra le molte disgrazie che ha portato il Covid, dal punto di vista della ricerca ci ha consentito di fare questo studio. Praticamente nella regione Veneto abbiamo avuto il blocco quasi completo del parco veicolare. Quindi abbiamo potuto studiare cosa succede se non ci sono le macchine, con un caso reale. E abbiamo visto che durante il periodo del primo lockdown, che era intorno a marzo, febbraio-marzo, le polveri sottili raggiungevano dei picchi comunque elevati, proprio perché il contributo non era tanto delle macchine, ma quanto del riscaldamento domestico, che continuava, anzi era aumentato perché la gente stava a casa. Certamente, e quindi è lì che si deve puntare. Senta, lei accennava giustamente alle normative europee, le prospettive sull'efficientamento degli edifici, che fanno anche
discutere, perché sono traguardi che dovremo raggiungere molto più velocemente di quello del tempo che ci vorrà realmente, probabilmente, perché sappiamo che sono milioni gli immobili che dovremo efficientare in Italia, e abbiamo già visto cosa ha comportato con il superbonus questo intasamento di lavori, di cantieri, di commesse. L'obiettivo che pone l'Europa in quel senso potrebbe costituire una svolta? Sicuramente tutte le strategie che vanno in un'ottica di riduzione, minimizzazione delle emissioni, perché questo comporta questi bonus sull'efficientamento, vanno in questa direzione, quindi sono molto, molto importanti, soprattutto quelli legati al riscaldamento domestico. Non so se questi saranno in grado di rispettare i limiti di qualità dell'aria di cui parlavo prima, tant'è vero che oggigiorno c'è un dibattito sulla richiesta da parte della Regione e di tutto il bacino padano sulla revisione di questi limiti, che non sono ancora legge, ma sono in corso di discussione. Se questa richiesta verrà accolta non lo so, perché è chiaramente di carattere politico. È chiaro che per noi rappresenta un grosso problema. Alcuni hanno proposto di guardare il tasso di riduzione e non il valore assoluto, perché il tasso di riduzione probabilmente riusciremo a raggiungerlo. Riuscire a ottenere quei limiti assoluti per quanto riguarda le concentrazioni del PM e degli NOx, ho dei dubbi con le politiche attuali. Ecco, professore, proprio nella presentazione di questo convegno a Castelfranco dei giorni scorsi, nella spiegazione dei temi trattati si parlava appunto dell'Europa, delle strategie possibili di tipo strutturale, di tipo tecnologico, risanamento al fine di ripristinare la qualità dell'ambiente, le varie iniziative delle amministrazioni, infine si dice appunto le misure concrete e veramente efficaci. Allora abbiamo detto efficientamento degli impianti di riscaldamento, poi cosa ancora va fatto secondo voi rispetto ai vostri studi che potrebbe essere veramente efficace? L'efficientamento sicuramente è più importante per quanto riguarda le polveri sottili. Per quanto riguarda gli NOx, sicuramente, per cui abbiamo un'infrazione, sicuramente la riduzione del traffico, perché gli NOx vengono generati e emessi su tutti i processi di combustione, quindi il parco veicolare che funziona a combustione dovrebbe essere sostituito per raggiungere degli obiettivi su questo settore per quanto riguarda gli NOx. Professore, chiedo scusa, sostituito con veicoli elettrici? Questo sicuramente per quanto riguarda gli NOx, però attenzione, quello è un argomento molto interessante, quello dei veicoli elettrici, perché i veicoli elettrici non comporteranno un grande vantaggio per le polveri sottili, perché non dobbiamo dimenticare che gran parte delle polveri sottili generate dalle macchine arrivano anche dalle attività quando la macchina frena, cioè da questi tipi di operazioni, e questo chiaramente non cambia da passare dal parco elettrico al parco attuale. Bisogna ridurre il parco veicolante, quindi sicuramente le strategie che vanno nella direzione del trasporto pubblico sono strategie strutturali che risolvono molto di più il problema, perché abbiamo un numero di sorgenti estremamente elevato. Quindi bisogna puntare su questo. E la piantumazione di alberi, che va anche molto di moda, per fortuna aggiungerei, di questi tempi, può dare un contributo nelle città? Allora, sicuramente dà un contributo, ma generalmente quando si parla di piantumazione degli alberi si fa riferimento alle emissioni climalteranti, soprattutto per quanto riguarda le misure di compensazione delle CO2, che è un altro argomento dell'inquinamento atmosferico molto ma molto importante, ma diverso rispetto a quello della trattazione delle concentrazioni di PM10 e NOx, che hanno un impatto sulla salute diretta, mentre una variazione della concentrazione di CO2
da 410 ppm a 450 non cambia moltissimo nell'immediato la salute delle persone. Il problema è le ripercussioni che si potranno avere nell'ecosistema, e di questo insomma è un argomento estremamente dibattuto sui cambiamenti climatici, e qui le misure per quanto riguarda le piantumazioni hanno una ragione d'essere. Ma invece per quanto riguarda polveri sottili e NOx hanno, diciamo, degli aspetti che possono migliorare, ma non sono così determinanti. Quindi ci vogliono politiche nazionali, ecco, mettiamola così. Il privato di suo può fare, ma fino a un certo punto, mi pare di capire. Diciamo che gli stili di vita, questa è una riflessione che negli ultimi anni sto coltivando, gli stili di vita della singola persona può fare veramente molto. E questo, però sì. Non è semplice. Non è semplice, ci vogliono magari investimenti, può essere anche questo, e capitiamo in un brutto momento, temo, perché le famiglie abbiano anche queste disponibilità. Professore, è stato gentilissimo, io la ringrazio per averci aperto questa finestra su questo tema importantissimo che in Pianura Padana sentiamo particolarmente. Lo ricordo, il professor Alberto Pivato, ricercatore dell'Università di Padova. Grazie professore e buon lavoro. Grazie a lei e grazie a tutti gli ospiti. Salve. Saluti, grazie. Allora andiamo sul PC. Oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica della qualità della vita rispetto alle fasce di età, bambini, giovani e anziani. Valutando queste tre categorie ha stilato una classifica che vede Siena sul podio per numero di pediatri attivi ogni 1000 residenti sotto i 15 anni, Ravenna che in queste ore combatte contro i danni dell'alluvione, che vince in realtà per l'offerta culturale con 75 e oltre concerti messi in scena ogni 10.000 residenti under 35 nel 2021, e Trento che è prima nella speranza di vita degli anziani con una media di 21,6 anni ancora da vivere a 65 anni in base agli indicatori demografici dell'Istat relativi al 2022. Questi sono alcuni primati che riporta il sito del Sole 24 Ore con i tre indici, eccoli qua, generazionali. Vediamo di inquadrare, ecco, questa pagina in base al punteggio medio conseguito nei 12 indicatori selezionati per bambini, giovani e anziani. Allora per bambini la classifica generale da Siena, Aosta, Ravenna, Firenze e Bologna appunto nelle prime 5 posizioni, Ravenna, Forlì, Cesena, Ferrara, Piacenza e Grosseto, e vediamo uno strapotere dell'Emilia Romagna senza dubbio per quanto riguarda i giovani 18-35 anni, Trento, Bolzano, Fermo, Trieste e Sondrio. Qui andiamo invece al nord per quanto riguarda gli anziani. Allora vi invito ad andare a vedere nel sito le posizioni delle nostre province venete, che evidentemente da queste classifiche non sono nelle prime 5 posizioni in nessuna di queste tre categorie, fatto salvo, ci salviamo un pochino con Trieste che è a nord-est, e con Trento Bolzano lo abbiamo visto per quanto riguarda gli anziani. Adesso andiamo, sempre riferendoci a quello che diceva il professor Pivato, a parlare anche di circolazione delle macchine. Siamo a Padova perché da oggi scattano delle novità per quanto riguarda le zone a traffico limitato. Andiamo a sentire. Novità per la viabilità padovana da oggi lunedì 29 maggio con l'accensione delle nuove telecamere installate nei varchi in uscita e sulle corsie riservate. Attivi quindi i nuovi occhi elettronici che sorvegliano la zona a traffico limitato. Attenzione soprattutto perché a permessi orari sono 5 i nuovi punti di controllo in via Cavazzana, vicino all'abbazia di Santa Giustina, attivo dalle 7 alle 20, in via Leopardi all'incrocio con via Michele San Micheli, anche qui attivo dalle 7 alle 20, in corso Garibaldi, in via Beato Pellegrini e all'incrocio tra via Gozzi e via Tommaseo. Novità anche per i permessi di carico e scarico per i veicoli commerciali. In accordo con le associazioni di categoria, il nuovo orario è dalle 5 alle 11 e dalle 15 alle 17.
Dal 1 giugno, inoltre, aumenterà il costo dei biglietti urbani e suburbani. Il prezzo del biglietto passa da 1,30 € a 1,70 € per gli urbani e da 1,50 € a 2 € per le tratte extraurbane. I ticket già acquistati potranno essere utilizzati fino al 31 agosto. Fin qui le abbiamo sentite le novità per quanto riguarda le zone ZTL di Padova. A Noventa Padovana era presente nelle scorse ore proprio il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin, che ha spiegato invece come le nascenti comunità energetiche, se ne fa un gran parlare in tutta la regione e in tutta Italia, siano, dice, una risorsa per il paese. Ha voluto piantumare un albero il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin nel parco delle scuole medie di Noventa Padovana, dove si è tenuto l'incontro organizzato da Forza Italia sulla sostenibilità ambientale tra efficienza e sicurezza energetica, un tema che impone una riflessione equilibrata per le necessità del sistema paese. Bisogna essere razionali, equilibrati, avere i piedi per terra, e deve essere una sfida, perché è un'opportunità di crescere. Il nostro paese è cresciuto con l'atavica difficoltà di non avere le materie prime ed è diventato la sesta potenza mondiale. Quindi noi dobbiamo cogliere l'opportunità della decarbonizzazione, del cambiamento climatico, del combattere il cambiamento climatico, nel limitare tutto questo, nel creare sicurezza energetica come opportunità per diventare più moderni e quindi per far star bene non solo l'attuale generazione, ma le nuove generazioni. La sfida ora è quella delle comunità energetiche. Io spero proprio in tempi brevissimi di avere da parte dell'Unione Europea l'ok sulla proposta di comunità energetica che è stata inviata e quindi tradurla in un decreto. Poi naturalmente tutto questo a fianco di valutazioni sulle aree idonee, dovrebbe partire il sistema, io prevedo almeno 15-20 mila comunità energetiche come minimo. I cambiamenti climatici che hanno portato anche all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna devono spingere ad un cambiamento per mettere in sicurezza il territorio. Prevenzione delle grandi piene con aree di esondazione, oltre che quelle in alcuni casi sono parte vasche di laminazione, ma in altri casi devono essere grandi aree di esondazione su terreni agricoli, certamente con indennizzo o su terreni incolti, naturalmente se ci sono, e questo è sul fronte delle acque. Dall'altra parte ci vuole un controllo puntuale del territorio e meccanismi di gestione anche tra i vari canali, questo in particolare su tutto il fronte della pianura padana. Ministro che tra l'altro, rimanendo in tema ambientale, è intervenuto sempre nel Padovano, presente a un convegno, anche in tema di lupi, che sappiamo essere un fronte caldo naturalmente, soprattutto nelle zone montane. Sentiamolo. Questo è anche una conseguenza dell'urbanizzazione che ci ha portato ad abbandonare le campagne e quindi automaticamente abbandonare alcune vallate ha portato a una crescita di alcune specie che erano in un numero molto più ridotto. L'azione viene vista a livello europeo, non solo a livello nazionale, certamente bisogna trovare dei meccanismi di limitazione. Dico una cosa, il lupo di per sé stesso non attacca l'uomo, però attacca gli animali e quindi è un problema. Secondo, il pericolo sono gli ibridati, quella parte di lupi, e sono la quantità probabilmente prevalente. Su quello noi ci basiamo su ISPRA ci fa i monitoraggi e le valutazioni e naturalmente anche i consigli scientifici sulle azioni. Così il ministro, e nel frattempo la cronaca ci riporta di altre predazioni in altopiano di Asiago naturalmente. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha lanciato un appello a alleggerire la pressione, serve un intervento immediato, ha detto Roberto Marcato. Sentiamo. Manca una manciata di giorni all'inizio della stagione dell'alpeggio.
Molti allevatori stanno già caricando le malghe nell'altopiano dei 7 comuni, tornano in azione i lupi. Nelle scorse ore i selvatici hanno ucciso e divorato un'asinella nella zona di Campo Mezzavia, a 2 passi dalla strada che da Conco porta al Turcio e nel cuore del comprensorio. Immagini che si accavallano con quelle delle altre predazioni e che colpiscono al cuore. Io ho visto immagini di vitelli agonizzanti, sbranati a vivo, che io se fossi un animalista non so, perché non ho capito perché il lupo non si può abbattere, ma si può abbattere il vitellino che rimane lì ore e ore agonizzante con le viscere e viscerato. Non capisco, cosa facciamo? La classifica degli animali, uno può morire di sofferenza e uno no. Gli allevatori sono arrabbiati, si sentono soli proprio come i cittadini altopianesi. Ma c'è un altro stato d'animo che si sta diffondendo, la paura dei lupi, degli orsi, dei selvatici, del fatto che nessuno faccia nulla per rispondere alle esigenze del territorio. C'è già molta paura e assolutamente giustificata. E purtroppo questo è un paese strano, perché noi interveniamo sui lupi quando il lupo farà qualcosa di inaudito, e allora là tutti inizieremo a preoccuparci. È del tutto evidente che la convivenza con questi numeri diventa difficile. Serve un programma per ridurre la pressione sui territori. Che cosa si può fare? Chiediamo all'assessore. Va ridimensionato il peso che hanno questi numeri sui nostri territori. Non c'è nulla da fare. D'altronde il lupo può fare, il lupo non è che non può fare altro, non è che è colpa sua. Però evidentemente bisogna trovare un sistema possibile di convivenza e senza mettere a rischio di vita i nostri figli, i nostri amici. Ed ecco l'appello alla politica nazionale ed europea sul tema dei lupi e dei grandi carnivori. La politica deve fare una cosa che è molto rara in Italia, assumersi responsabilità con un po' di coraggio. Non sono caratteristiche proprio così diffuse nella nostra classe dirigente. Speriamo, io sono sempre ottimista. Così l'assessore regionale Marcato sul tema dei lupi, lo abbiamo sentito, che è sempre strettamente di attualità. Allora andiamo sull'ANSA, perché per il 2 giugno è previsto che si mettano in viaggio 15 milioni di italiani, mentre il 94% di questi resterà, abbiamo detto, in Italia. Secondo Federalberghi le località marine saranno prese d'assalto. Ancora una volta gli italiani dimostrano di preferire l'Italia come destinazione della propria vacanza. Abbiamo detto per il ponte del 2 giugno oltre 15 milioni, la località preferita resterà il proprio paese nel 94% dei casi. Nella scelta della tipologia della vacanza le località marine appunto saranno prese d'assalto, il 41% sceglierà il mare, il 26% preferirà secondo l'agenzia le città d'arte, il 12% andrà in località di montagna. L'ANSA riporta appunto l'indagine di Federalberghi che calcola un giro d'affari turistico di circa 6 miliardi e 880 milioni. Tra l'altro vediamo se riesco anche a dirvi che tempo farà il 2 di giugno, perché le previsioni non sono in realtà proprio positive. C'è un rischio di temporali, specie il pomeriggio e sera nel ponte del 2 giugno in buona parte dell'Italia e forse anche subito dopo. Sappiamo che non c'è in questo momento un anticiclone che porti tempo sereno, stabile quantomeno. Quest'estate fatica ad arrivare, d'altro canto avevamo invocato l'acqua, poi sappiamo che è arrivata in molte località anche in quantità davvero eccessive. Adesso noi andiamo a Padova, dove dovrebbe esserci, eccola qua, la nostra Valentina Visentin, che vedo in piazza, polemiche sulla Movida che non si placano e i cittadini replicano al no del comune all'acquisto dei fonometri. È così, Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, da Piazza dei Signori, la piazza cuore della Movida della città e diciamo anche cuore di queste polemiche che continuano proprio sulla gestione della Movida, perché dopo che c'è stata la richiesta fatta dalla consulta di quartiere 1 dei residenti del centro che chiedeva di acquistare con un avanzo di bilancio 2 fonometri da piazzare qui nella piazza per rilevare insomma i rumori nelle ore più centrali
sociali della Movida. Il Comune, tramite l'assessore Ragona, ha risposto di no perché non è di competenza del Comune, ma dovrebbe essere ARPA ad acquistare il fonometro. Tuttavia ci sono le controdeduzioni dei cittadini a questa risposta, citando poi l'esempio di Milano, dove invece i fonometri sono stati acquistati. Qui con me c'è Antonia Della Costa, che è la referente dell'associazione presidente dell'associazione dei residenti del centro storico. Questa risposta del Comune diciamo rimanda ancora alle polemiche. Certo, l'assessore Ragona è venuto appunto con una responsabile del settore sempre ambiente, più c'era anche un rappresentante dell'ARP, ma appunto come risposta, a parte che la risposta scritta non l'abbiamo vista da parte del Comune, quindi lui è venuto a fare una relazione praticamente su come si muovono per fare questi rilievi. Allora ha sottolineato il fatto che per fare un rilievo bisogna innanzitutto conoscere la sorgente da dove viene questo rumore, e che se anche appunto noi facessimo questo rilievo non sarebbe mai come si dice affidabile, perché c'è sempre l'ambiente, i rumori dell'ambiente che vengono a inquinare, quindi a questo punto insomma si capisce benissimo la non volontà di fare, per cui ha detto che appunto ci vuole, non ha spiegato il motivo per cui non possano appunto applicare questi fonometri, nel senso che mentre Milano l'ha distribuito un po' per tutta la città, Padova no, perché deve essere l'ARPA, è tutto uno scaricabarile, deve essere l'ARPA che lo fa, ecco, quindi a questo punto non ci resta che appunto arrangiarci, fare una causa, ecco, dopodiché forse ne parleremo in termini più diciamo più dettagliati, perché è inutile, no, questo Comune è sordo a tutte le richieste, perché non si può andare avanti così. Anche venerdì e sabato c'era una piazza che io ho registrato, ho fatto e quindi se uno vuole le registrazioni della fonte sonora ci sono, perché i bar sono divisi a isole, quindi a questo punto e anche certi bar lanciano musiche dei bassi, che basta solo andare lì nel bar, perché la musica viene dall'interno, prendere appunto il rilievo e dopodiché si sa benissimo qual è il bar responsabile. Ma siccome tutto questo non si vuole fare, quindi a questo punto è solo una presa in giro e sarà ora di smetterla, anche di contattare gli assessori o simili, quindi direi che proprio per questo motivo noi siamo veramente... La misura è colma ormai, basta. Allora ringraziamo Antonia Dalla Costa, residente del centro storico di Padova, e da Piazza dei Signori è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, grazie al tuo ospite per questo collegamento, alla tua ospite naturalmente. Il tema della Movida lo sappiamo, sempre molto caldo a Padova. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, perché apre con una notizia davvero molto grave. Studente sedicenne, siamo ad Abbiategrasso nel milanese, accoltella professoressa a scuola, è grave, è atteso il ministro Valditara. L'aggressione all'istituto Alessandrini di via Einaudi poco prima delle 8:30. Lo studente subito le barricate coi banchi, era come uno studente ha raccontato subito le barricate coi banchi, era come un film americano, il carabiniere intervenuto, il ragazzo era ferito, la prof forse assalita alle spalle, 4 note disciplinari e l'interrogazione cosa ha scatenato la rabbia. Davvero un episodio gravissimo e che poteva avere ulteriori conseguenze dalle armi che vediamo in questa fotografia pubblicata sul sito del Corriere della Sera, viste le numerosi episodi di violenza nelle scuole che la cronaca ci riporta spesso e volentieri dall'estero, fa naturalmente venire i brividi per quelle che potevano essere le conseguenze di questo atto. Allora dovremmo avere in collegamento, eccola qua, la saluto e la ringrazio, ben trovata, Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuta. Non la sento, vediamo se riusciamo ad alzare il volume. Ora mi sente? Eccola qua, perfetto. Buongiorno Sabrina, ben trovata.
voi, grazie dell'invito. Sabrina, allora mi hanno incuriosito le novità che arrivano dall'Europa su un tema importante anche per l'Italia, perché qui siamo piuttosto indietro su questo, vale a dire il superamento, chiamiamolo, del gender pay gap, per dirla in inglese, della disparità di retribuzioni, di stipendi tra uomini e donne. Quali sono le novità che arrivano appunto dall'Europa? È una direttiva che ci voleva. Certamente non è la prima normativa che viene fatta su questo problema. E quali sono le misure nuove che introduce questa normativa? Allora, intanto è una normativa che deve essere recepita da parte degli Stati membri entro il 7 giugno del 2026, perché è stata pubblicata proprio il 17 maggio e quindi gli Stati membri avranno comunque 3 anni di tempo per poter recepire questa direttiva. Cosa prevede sostanzialmente? Allora, uno degli elementi è sicuramente la trasparenza salariale, cioè non ci potranno più essere clausole contrattuali di riservatezza economica, ma i dipendenti potranno vedere quali sono i trattamenti salariali che propone e che ha un'azienda. Un altro elemento sono i criteri di neutralità, sia per quello che riguarda la retribuzione, cioè quindi nessuna differenza tra uomo e donna, e anche per quello che riguarda per esempio gli annunci e la valutazione della professionalità. Devono essere assolutamente neutrali, non devono avere nessun tipo di discriminazione per quello che riguarda le donne. E poi chiaramente ci sono tutte le sanzioni e gli obblighi che vengono combinati per l'azienda. Allora, per quello che riguarda le sanzioni, sono sanzioni proprio ammende nel caso in cui non ci sia un rispetto di questa normativa. E poi le aziende, quelle più grosse, sopra i 250 dipendenti, dovranno tenere una relazione annuale sulla questione della disparità retributiva, e se questa disparità supera il 5%, le aziende sono obbligate ad avere dei colloqui con i sindacati per cercare di colmare questa disparità. E questo credo che sia un elemento di grande importanza, anche perché c'è un'altra cosa che introduce questa direttiva e che la rende, secondo me, anche più efficace rispetto a normative che sono state fatte in passato, ovvero il fatto che i dipendenti possono fare ricorso, possono chiedere il danno subito per questo gap salariale e l'onere della prova, cioè chi deve provare il fatto che non c'è stata disparità salariale, non sta nel dipendente, in questo caso la dipendente, ma sta nel datore di lavoro, che deve provare appunto che non c'è stata differenza tra la paga di una donna rispetto a quella di un uomo. Quindi una trasparenza, chiamiamola così, retributiva, che può anche in qualche maniera, al di là delle sanzioni, anche influire sull'immagine delle aziende, che adesso cercano anche di fare così come manifesto positivo delle proprie attività anche questa inclusione delle donne, eccetera. Poi se i numeri dicono che le donne vengono pagate di meno, ci rimettono anche un pochino la faccia, diciamo, da questo punto di vista, perché c'è l'esigenza, appunto, l'obbligo di rendere pubblici questi dati. Certo, sicuramente. Proprio la necessità della trasparenza non è solo una possibilità per le dipendenti di controllare che il pagamento sia pari a quello degli uomini, ma per tutti i cittadini, e quindi c'è anche tra virgolette un danno d'immagine che per aziende che si rivolgono appunto alla possibilità di vendere sul mercato, chiaramente questo danno d'immagine crea conseguenze maggiori. Ricordiamo che però il problema sebbene si siano fatti passi avanti con la normativa attuale, il problema del gap salariale non è assolutamente superato. Io ho preso alcuni dati per la Regione Veneto e alcuni dati sono un po' vecchi, penso per esempio a quelli di Banca Italia, e il gap salariale nel 2002 era del 23%, nel 2008 è passato al 10%, ma tuttora il gap salariale per quello che riguarda soprattutto le posizioni apicali è ancora molto alto. Si parla di oltre 400 euro al mese per le posizioni apicali di differenza di salario in Veneto tra uomo e donna, una differenza che scende tra 150 e 200 euro invece per quello che riguarda posizioni come operaio e impiegato. Chiaramente i contratti collettivi hanno evitato in alcuni casi questo gap salariale, però laddove non c'è questo
questa possibilità insomma di colmare questa diversità, ci sono ancora, abbiamo visto nella media salariale, queste differenze, che sono differenze notevoli. Senta, rispetto all'Europa, come siamo messi? Io vedo che nell'Unione Europea le donne guadagnano a parità di mansioni, in media è stato stimato un 13% in meno degli uomini. In Italia, lei citava il Veneto, in Italia va peggio o siamo nella media? Siamo nella media, io ho visto la regione Veneto, appunto, siamo intorno al 10%, quindi siamo anche un pochino al di sotto della media. Sicuramente c'è però una forbice molto vasta, perché per esempio ci sono chiaramente tutti i paesi del nord Europa, ma non solo, anche in Francia, anche in Germania, insomma, che sono messi meglio di noi, mentre invece ci sono paesi come per esempio i paesi dell'est Europa, ma non solo, i paesi del Mediterraneo, che invece si trovano ad avere dei gap salariali che sono molto più alti, e questo sottolineo soprattutto per le posizioni apicali. E questo è una problematica che rispecchia anche un po' quello che è il ruolo della donna nelle società, perché per esempio un altro dato che secondo me deve essere valutato e non riguarda il semplice gap salariale è anche quello del part-time. Ci sono molte donne, soprattutto dopo la nascita del figlio, che decidono di tornare al lavoro, ma a livello di part-time, e il Veneto devo dire che è capofila rispetto per esempio all'Italia, perché il Veneto ha il 37% di donne in part-time contro il 32% della media italiana, mentre invece gli uomini in part-time sono il 6% in Veneto contro la media del 9% in Italia, e quindi anche in questo caso chiaramente c'è una differenza che è data dalla retribuzione. Se il part-time può essere un'opportunità per le donne, dall'altra parte però può essere un blocco anche per la carriera e la possibilità di accedere poi a posizioni più alte. Esatto, perché stavo proprio per arrivare a questa domanda, anche in base alla sua esperienza, lei che si interessa molto di quelle che sono le politiche anche femminili, dove nascono queste disparità, in che momento della vita si arriva a maturare questa disparità? Uno dei motivi l'ha appena citato, appunto, quello del rientro magari da una gravidanza e l'impossibilità di bastare a tutto, nel senso che evidentemente non ci sono strutture che consentono alle mamme di tenere il tempo pieno e avere il supporto per la crescita dei figli. Certo, assolutamente. Secondo me il problema grosso non nasce tanto o solamente da una questione di diversità culturale per quello che riguarda gli uomini e le donne, anche se una parte c'è, perché ci sono alcuni studi per esempio sui trader finanziari che sostengono che le donne vengono considerate meno affidabili per quello che riguarda il trader finanziario, cosa che non è assolutamente vera, non è scientificamente dimostrata, però di fatto c'è anche questo problema. Ma secondo me il problema più grosso per quello che riguarda anche soprattutto l'Italia, ma in genere paesi del Mediterraneo, è appunto la visione della figura materna che deve essere sempre accanto al bambino, e quindi deve rinunciare al lavoro per fare la mamma. Allora, io credo che fare la mamma sia una cosa stupenda, sono mamma ed è bellissimo, però la realizzazione di una donna non può chiudersi nella maternità. Adesso si parla tanto del fatto che non si fanno più figli perché da un lato c'è una difficoltà economica e dall'altro non ci sono le strutture che permettono alle donne di poter continuare a lavorare. Se devo spendere più soldi per la babysitter che stando a casa, è ovvio che scelgo di stare a casa. Certamente, è quello il tema, naturalmente. Allora, senta, lei diceva queste norme che comunque mi pare di capire possiamo introdurre con grande calma, 3 anni diceva di tempo poi per i paesi per acquisirle al proprio ordinamento, sono già un passo in avanti. Cosa rimane da fare secondo lei, Sabrina? Ma io credo personalmente che un gap si toglierà nel momento in cui ci sia una parità anche per quello che riguarda la maternità, cioè il tempo di congedo per la maternità deve essere uguale per l'uomo e per la donna, e già questo sarebbe secondo me un segnale di parità anche dei doveri nei confronti dei figli di uomo e di donna. E poi sicuramente deve cambiare anche un po' la mentalità delle persone, perché non si può appunto avere dei casi in cui si ritiene una donna
non all'altezza del ruolo di un uomo per quello che riguarda alcune professioni. E altro elemento è la formazione, per esempio, tecnica. Noi vediamo che nella formazione tecnica e scientifica il numero delle donne è molto più basso rispetto a quello degli uomini. E quindi anche da questo punto di vista, per quello che riguarda la scuola, per quello che riguarda l'università, ci dovrebbe essere un maggior coinvolgimento del mondo femminile. Esattamente. Allora Sabrina, grazie infinite per aver aperto questa finestra anche in questo caso su questo tema molto importante che è quello della parità retributiva tra uomini e donne e buon lavoro in Europa. Abbiamo visto anche la visita della Presidente von der Leyen in Italia per l'emergenza alluvione e l'abbiamo vista anche in gondola a Venezia. Si sente in questo periodo una vicinanza forse maggiore, visto anche quello che è successo dell'Europa, la percepite anche all'Europarlamento? Sì, certo, c'è stata una grande solidarietà non solo della von der Leyen ma anche dei miei colleghi parlamentari. Moltissimi mi hanno mandato messaggi per chiedere qual era la situazione in Emilia e devo dire che è una questione che ha colpito moltissimo qui in Parlamento, anche perché insomma noi parliamo tanto di cambiamento climatico, di politiche per fermare il cambiamento climatico e poi dopo quando si vedono queste cose queste tragedie è veramente il segnale che effettivamente dobbiamo continuare verso politiche climatiche che aiutino le persone e che blocchino questo cambiamento climatico che purtroppo sta facendo tante vittime. Certo, grazie Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, di essere stata con noi oggi. Grazie infinite. Grazie a voi. Arrivederci alla prossima occasione, al prossimo tema come questo appunto della disparità, ci tocca chiamarla, di stipendio tra uomini e donne che colpisce, lo abbiamo sentito, anche l'Italia. Adesso parliamo di altro tema, di giovani in particolare, perché sono attualmente una sessantina le persone, soprattutto abbiamo detto ragazzi, supportati attualmente dal Filo di Simo, realtà che si occupa del contrasto alla depressione e ai suicidi. E proprio nelle scorse ore per raccogliere dei fondi c'è stata in provincia di Treviso una serata organizzata con i mitici Rockets. Vediamo. Noi abbiamo già avuto finora, siamo arrivati ad avere 135 contatti da utenti e ne abbiamo 60 ragazzi in accoglienza. Il problema forse in questo momento è che non vediamo una curva discendente, ma vediamo invece un picco ascendente. È una fotografia amara ma realistica, quella scattata dal Filo di Simo, associazione che ormai da 2 anni si occupa di contrasto ai suicidi e alla depressione, soprattutto tra i più giovani. Una onlus che Ivan Scremina ha dedicato al figlio Simone, morto il 18 febbraio 2021 a causa di un gesto estremo. L'associazione oggi si è spostata, grazie anche a un team di psicoterapeuti, a far clinica. Clinica significa fare la psicoterapia ai ragazzi e anche in questo momento alle persone più adulte in maniera tale che si possa raccontare una storia diversa da quella che era la storia di Simo. Concretamente, grazie a una continua collaborazione con istituzioni e privati, il Filo di Simo è in grado di aiutare chi ha difficoltà anche economiche nell'affrontare un percorso di psicoterapia. È una sinergia che nasce perché noi come famiglia abbiamo cercato di coprire quelle che a noi nel nostro caso sembravano delle situazioni un po' difficili, quindi la psicoterapia è importante e in certi casi ha dei costi che non tutte le famiglie possono supportare, quindi l'idea era quella di far sì che chi non potesse sostenere le psicoterapie, l'associazione interveniva in parte o in toto. Dialogare con i giovani, restituire fiducia, lenire le ferite dell'anima. Per farlo serve l'aiuto di tutti. Anche per questo è stato un successo l'evento organizzato al Palateatro di Villorba con il patrocinio del comune, proprio per raccogliere fondi. Una serata con i mitici Rockets e il loro Space Rock, un modo per unire le generazioni. Fin qui dunque la serata per questa importante causa. Noi adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi un pochino di pubblicità e torneremo tra poco con nuovi ospiti e altra cronaca.
La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica non così stabile. La tendenza per l'inizio della settimana sarà buona, ma con una locale variabilità. Il dettaglio di lunedì 29 maggio. Sul Veneto tanto sole ovunque, tuttavia nel pomeriggio avremo annuvolamenti e occasionali piogge sui rilievi, ma possibili anche fin verso le zone limitrofe. Temperature stazionarie, minime tra 14 e 17 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, ma cielo variabile, specie nelle ore pomeridiane, quando saranno possibili dei rovesci sui monti e poi localmente anche in pianura. Temperature minime sui 16-17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto variabile con tratti soleggiati, specie al mattino, e con rovesci sparsi al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta, seconda parte di questa nostra prima edizione di oggi. Vi ricordo dalle 14:30 l'appuntamento con la nostra lunga diretta di Ring condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, perché naturalmente attenderemo insieme in diretta gli esiti del voto dei ballottaggi e poi analizzeremo il voto. Vi ricordo che le urne sono ancora aperte, ancora un'ora e mezza, si vota fino alle 15. Anche nei 4 comuni del Veneto sono 42 a livello nazionale che vanno a ballottaggio oggi per l'elezione del sindaco. Non è bastato evidentemente il primo turno, lo ricordiamo, sono tutti centri naturalmente sopra i 15.000 abitanti, quindi dove non si è raggiunto la maggioranza dei consensi 2 settimane fa. Si è tornato a votare ieri e oggi. Sono Vicenza, su cui sono puntati naturalmente gli occhi non solo veneti ma nazionali, e poi Vedelago, Adria e Sona, con un'affluenza, abbiamo detto, alle 23 di ieri sera, unico dato che abbiamo in questo momento, in leggero calo, ma vedremo se la mattinata di oggi è in qualche maniera servita a risollevare un pochino le sorti dell'affluenza. Poi come sempre i telegiornali serali, e vi ricordo come sempre dalle 21:15 l'appuntamento poi con Ring, perché la prima serata di Antena 3 sarà come sempre il lunedì dedicata all'attualità politica. Adesso andiamo alla prossima ospite. Saluto e ringrazio Stefania Barbieri, eccola qua, la vedo collegata. Buongiorno Stefania, ben trovata. Buongiorno Lina e buongiorno a tutti. Buon lunedì direi. Buon lunedì, sì, infatti, diamoci un po' di sprint, un po' di energia. Allora Stefania, allora lei ha sempre rivestito molti ruoli, in particolare per la promozione di quella che è l'attività e le opportunità al femminile, a lungo consigliera di parità della provincia di Treviso, ma questo invito gliel'abbiamo fatto in qualità di nuova presidente dell'associazione delle donne imprenditrici e dirigenti d'azienda. È così, è una realtà che conosciamo poco, e allora grazie anche al fatto che lei da qualche mese è diventata presidente per quanto riguarda le zone, abbiamo detto, di Veneto e Trentino Alto Adige, è un'occasione per spiegare che genere di attività svolge questa associazione. Con piacere, intanto grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui per spiegare che cos'è AIDDA, anche perché nonostante AIDDA sia stata costituita nel 1961, purtroppo è ancora poco conosciuta, ma ci sono dei motivi e adesso ne parleremo. Quindi AIDDA è un'associazione di donne imprenditrici e dirigenti d'azienda, costituita nel 61 a Torino da un'imprenditrice illuminata, perché nel 61 insomma ancora
si parlava molto poco di donne, eravamo molto vicine al 46, la famosa data in cui noi finalmente abbiamo acquisito il diritto di voto, 45-46. Aida quindi nasce a Torino e poi si diffonde un po' in tutta Italia e attualmente abbiamo 800 iscritte a livello nazionale, siamo suddivise in 13 delegazioni e il fatturato italiano di queste aziende associate ad Aida è pari a 12,5 miliardi con 35.000 addetti dipendenti. E quindi è una realtà, diciamo, che pesa sul tessuto economico. In Veneto siamo più di 70 imprenditrici iscritte e per iscriversi, e questo è il motivo per il quale Aida è un po', diciamo, non dico esclusiva, ma è riservata a una determinata categoria di donne, per iscriversi è necessario avere 500.000 euro di fatturato e 3 dipendenti. Questo è un po' il motivo per il quale Aida ha una diffusione relativamente importante, relativamente capillare. Ecco, noi ovviamente stiamo cercando di associare, di affiliare il più possibile, perché sempre di più le donne, abbiamo visto, sono importanti nel tessuto economico. Sono anni che si parla di dati in cui se la donna avesse più ruoli dal punto di vista imprenditoriale e economico aumenterebbe il PIL, quindi insomma non dico niente di nuovo, mi pare, no? Ecco, e oltretutto Aida è anche collegata a FCM. FCM è una rete internazionale di donne imprenditrici, fa parte di FCM, fanno parte 50 paesi di 5 continenti e sono più di 400.000 le associazioni collegate a FCM. Quindi le donne che si vogliono associare ad Aida hanno potenzialmente la possibilità di parlare con più di 400.000 imprenditrici a livello internazionale e quindi creare delle sinergie professionali. È questo lo scopo dell'associazione. Lo scopo dell'associazione è dare formazione alle imprenditrici, è creare questi collegamenti nazionali e internazionali proprio per lo sviluppo delle attività al femminile, prevalentemente ovviamente al femminile, anche se Aida nasce proprio come associazione femminile. Ecco, io sono... Prego Lina, non so se volevi dire qualcosa. No, è un osservatorio privilegiato il vostro su quello che è l'andamento e la crescita dei numeri della presenza femminile nei ruoli apicali del tessuto produttivo. Certo, assolutamente. E noi siamo molto attente, infatti la Presidente nazionale, che è la dottoressa Antonella Giacchetti, rappresenta Aida in molti tavoli istituzionali, quindi abbiamo un collegamento diretto con il governo e con le istituzioni e questo ovviamente aiuta tantissimo perché noi possiamo portare la nostra voce di imprenditrici su quello che è, ecco vedi, questa è una foto per esempio della mia elezione, qua c'è soltanto la delegazione. Comunque dicevo, si può portare la voce delle imprenditrici italiane su quelle che sono le peculiarità e anche le criticità del tessuto economico, soprattutto al femminile, quindi siamo ben rappresentate anche soprattutto dalla Presidente nazionale. Inoltre da poco abbiamo fatto la modifica dello statuto e tra poco diventeremo un ente di terzo settore, cioè verremo iscritte al RUNTS, cosiddetto registro del terzo settore. E questo, oltre a permetterci di acquisire la personalità giuridica, che è una cosa estremamente importante, ci permette di svolgere anche le attività del terzo settore, quindi diventa sempre di più un'associazione che ha una connotazione importante e incisiva nel tessuto economico. Senta Stefania, quanto valgono in termini proprio di peso le imprenditrici e le dirigenti d'azienda donne dunque nel territorio di Veneto e Trentino Alto Adige? È una presenza significativa, è una presenza che ha potere di peso nel panorama aziendale? Sì, siamo più di 70, siamo quasi 80 imprenditrici a livello Veneto e a livello Trentino un po' meno, ma a livello Veneto diciamo è la parte principale e quindi abbiamo una bella rappresentanza. Tra l'altro io stessa rappresento Aida in Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto, di cui sono vicepresidente.
e quindi abbiamo proprio un osservatorio a 360 gradi per quello che sono le politiche di parità e le politiche economiche. E abbiamo intrecciato collaborazioni con Confindustria, con l'associazione di categoria, con Camera di Commercio, insomma abbiamo un po' questo tipo di relazioni, perché ovviamente, soprattutto in questo periodo storico, è sempre più importante fare rete e creare sinergie proprio a difesa di quello che è il nostro lavoro, il nostro tessuto economico. Ci si rapporta spesso con realtà che sono invece maschili, queste che ha citato. Qual è il rapporto che si instaura e come venite anche accolte? Ma guardi, io penso che il modo in cui veniamo accolte dipende dal modo in cui ci si propone. Di solito funziona così. Io devo dire che sono stata eletta a febbraio, riconfermata quindi a livello nazionale a marzo, ho scritto a molte istituzioni e tutti mi hanno risposto e tutti mi hanno dato la possibilità di collaborazione, e incontrerò i presidenti di Confindustria, di Camera di Commercio, istituzionali proprio a brevissimo. Quindi secondo me la collaborazione e la disponibilità c'è. L'importante è appunto trovare dei punti di incontro e trovare delle sinergie che siano comuni, ma credo che non ci sia nessun problema da questo punto di vista. Lei prima diceva come osservatorio che riuscite anche a intercettare in qualche modo le criticità di questi ambienti per quanto riguarda le donne. Nell'impresa, nelle aziende, quali sono le criticità che si possono incontrare al femminile? Le criticità sono quelle purtroppo di cui si parla quotidianamente, cioè una donna ha sempre problemi con il welfare aziendale, con la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, con le possibili violenze domestiche che poi incidono anche nelle violenze nel mondo del lavoro. Noi come imprenditrici ovviamente siamo sensibilissime a queste e infatti molte delle nostre imprenditrici si stanno certificando. Lei sa che c'è la certificazione di genere, che è uno strumento che è stato messo in atto l'anno scorso dal governo, che permette appunto di valutare tutti i percorsi e i processi che ci sono all'interno delle aziende per cercare di fare questo famoso salto culturale per permettere alle donne di essere più valorizzate. Ecco, io più che di parità parlo sempre di valorizzazione di genere. Questa certificazione, che tra l'altro è anche una cosa abbastanza semplice da ottenere, ci sono gli enti certificatori preposti a questo, ma consiste proprio nel valutare tutti i processi aziendali e verificare se ci sono delle mancanze, delle manchevolezze dal punto di vista proprio dei percorsi che penalizzano in particolare le donne. Ecco, noi come AIDA stiamo proprio portando avanti anche la certificazione di genere. Credo che abbiamo fatto già un convegno nazionale 6-7 mesi fa con la Presidente nazionale e appunto, come dicevo, molte delle nostre aziende sono certificate. Questa è una cosa che io cercherò anche di portare nei tavoli istituzionali veneti proprio per sensibilizzare le aziende affinché si adottino di questa certificazione. Questo lo farò sia come Presidente di AIDA ma anche come Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità. E il cambio è sempre un cambio culturale e come si sa i cambi culturali sono sempre difficili, però noi imprenditrici, noi donne abbiamo la responsabilità di questo. Senta, ma un'azienda, un'impresa, secondo la sua esperienza, guidata da un'imprenditrice donna oppure da una dirigente donna, è più sensibile alle politiche femminili o magari invece può capitare l'opposto? Ma guardi, dall'esperienza che ho io c'è molta sensibilità per quanto riguarda tutti gli aspetti femminili. Gran parte delle nostre aziende hanno personale femminile, quindi insomma io credo che non ci siano problemi. Poi ovviamente ci sarà sempre l'eccezione, ma questo è normale, voglio dire, però c'è molta più sensibilità perché gran parte delle nostre imprenditrici sono imprenditrici che hanno costruito da sole le aziende e costruito le aziende avendo pure una famiglia, quindi sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando. Stefania, poco fa abbiamo avuto in collegamento l'europarlamentare dei 5 Stelle Sabrina Pignedoli, con cui abbiamo parlato di gender gap per quanto riguarda gli stipendi.
che sicuramente è un tema interessante anche da porre a voi. Qui parliamo di dirigenti, di imprenditrici, ma il tema purtroppo della disparità di salario, di stipendio tra uomini e donne è ancora di estrema attualità anche nel nostro paese. Una media europea del 13% di differenza, diceva Pignedoli prima, del 10% circa in Veneto, con l'Europa che ha introdotto tutta una serie di nuove normative sulla trasparenza retributiva e anche di sanzioni in questo senso. Come sta andando dal vostro punto di vista? C'è questa differenza perché è un dato statistico e un dato oggettivo. Per questo io prima parlavo di certificazione di genere, perché uno dei percorsi, una delle cose di cui dobbiamo tener conto proprio all'interno dell'azienda quando decide di certificarsi è proprio il gender gap, per capire se effettivamente c'è, non c'è e quali sono anche gli strumenti poi eventualmente per combatterlo, per contrastarlo. Io direi che è difficile dire c'è o non c'è all'interno delle nostre aziende, perché questo non... mi risulterebbe difficile farlo, però credo che io conosco tutte le imprenditrici che fanno capo ad AIDA del Veneto. Ieri ero a Torino perché c'è stato il 62esimo anniversario della fondazione di AIDA e le imprenditrici che ho incontrato sono veramente straordinarie e tutte hanno molta sensibilità nei confronti delle donne. Bisognerebbe fare una verifica, ma appunto la certificazione serve proprio a questo, perché poi tra l'altro chi adotta la certificazione di genere ha anche degli sgravi contributivi, quindi è doppia la valenza è culturale e anche economica, perché effettivamente c'è uno sgravio dal punto di vista contributivo per gli stipendi. Senta, dal punto di vista invece della Commissione Pari Opportunità della Regione, in qualità di vicepresidente, su cosa state lavorando in questo momento? Stiamo lavorando su un bellissimo convegno che faremo in autunno, credo che sia il 30 di settembre, adesso mi pare che la data comunque la dobbiamo decidere domani, sulla medicina di genere, che è un altro tema molto importante, perché noi sappiamo che di medicina di genere si sta parlando da pochissimo tempo. Tutti i farmaci che vengono assunti dalle donne sono testati sugli uomini, non sulle donne, quindi questo in maniera molto banale. Però la certificazione della medicina di genere è veramente un tema importantissimo, anche perché stiamo vedendo che una delle cause di morte principali per le donne è proprio l'infarto, quindi voglio dire, probabilmente c'è qualcosa da sistemare e da tarare sia come medicina che come analisi, eccetera, eccetera. Quindi credo che questo sarà un convegno molto importante, di cui magari, se ho la possibilità, vi darò anche notizia, vi darò anche informazione, perché credo che sia interessante capire un po' di più come funziona la medicina di genere. Senza dubbio, è un tema che non conosciamo molto, per cui sarebbe assolutamente interessante approfondirlo. Benissimo. Stefania, grazie infinite. Prego. No, volevo ringraziarvi per questi 10 minuti di collegamento, perché per me è molto importante diffondere l'associazione. Quindi se qualcuno avesse piacere di saperne un po' di più, lascio comunque il sito internet, che è www.aidda.org. Ci sono tantissime informazioni e poi insomma io sono sempre a disposizione, perché questo è sempre stato il mio percorso, la mia disponibilità credo che sia sempre stata dimostrata. Assolutamente nota la sua disponibilità, Stefania. E allora avvicinarsi è un'opportunità, e soprattutto per le donne fare massa critica, come si dice, fare squadra, fare gruppo è sempre importante. Grazie infinite, grazie e buon lavoro e buon pomeriggio. Grazie Stefania Barbieri, allora presidente di AIDA di Veneto e Trentino Alto Adige, oltre che vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto. Non è facile neanche fare i sindaci e neanche le sindache. Ad Arzignano, ora nel Vicentino, dove si è spostata la nostra Luisa Bertini dopo la vicenda del proiettile recapitato.
destinato proprio alla prima cittadina Alessia Bevilacqua. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza oggi è stato convocato dal prefetto proprio in comune di Arzignano per testimoniare la vicinanza alla sindaca minacciata. Rientra nella serie di comitati itineranti sul territorio indetti dal prefetto Salvatore Caccamo. Sul posto, appunto, abbiamo detto, vedo Luisa Bertini, che è insieme all'ospite e al nostro collega Daniele Garbin. Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Arzignano in compagnia del sindaco Alessia Bevilacqua, perché proprio adesso è alle battute finali il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato proprio qui dal prefetto per dare un messaggio di solidarietà in merito a quanto accaduto al sindaco un paio di settimane fa. Sì, un messaggio importante. Il comitato qui oggi anche al di là della mia vicenda personale, ma anche per tutto il territorio, per i cittadini che comunque hanno vissuto la vicenda con sentimenti naturalmente anche di apprensione, no? Quindi oggi con le forze dell'ordine abbiamo fatto un po' il punto della situazione, eventuali criticità, però devo dire da quello che appunto è emerso e che ho vissuto che c'è stato i loro interventi, tutte le forze dell'ordine sono stati davvero tempestivi su questo. E, poi ecco, con la prefettura si è parlato di eventuali progettualità da portare avanti, tipo la videosorveglianza appunto, e Arzignano posso dire che come dire, siamo sul pezzo, nel senso che da tempo abbiamo portato avanti dei progetti per quanto riguarda il target system, la videosorveglianza, quartiere sicuro, parrocchie sicura, ecco, quindi ci stiamo lavorando e ci lavoreremo ancora per migliorare sempre di più anche la percezione di sicurezza per i cittadini. Ecco, in merito alla sua vicenda personale, la riassumiamo: un proiettile che le è stato recapitato, subito e tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno identificato poi la persona. Lei adesso come vive la situazione? No, sono abbastanza serena, nel senso che dobbiamo sempre andare avanti con coraggio, mettere appunto da parte la paura. Vediamo come evolverà la situazione nei prossimi giorni, però come ho già detto mi sento comunque fortunata perché appunto c'è stato questo coordinamento, no, di controlli da parte delle forze dell'ordine, ma spero che la mia situazione appunto sia di esempio anche e testimonianza anche per tutte le altre donne che magari vivono una situazione di stalking o di ossessione o ecco di altro, quindi che serva per questo. Io ringrazio il sindaco di Arzignano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini e Daniele Garbin, grazie alla sindaca di Arzignano per questa testimonianza. Ricordiamo allora, ci sono i ballottaggi in corso, si vota per un'altra oretta fino alle 15, urne aperte nei 4 comuni del Veneto che vanno a ballottaggio. Allora grazie ad Alessandro Granziera e Alberto Pivetta in regia, eccoli qua, vediamo le percentuali di ieri sera alle 23 in attesa di avere quelle delle 15. Adria, provincia di Rovigo, ieri sera alle 23 aveva votato il 40,52% degli aventi diritto. Vediamo la prossima tabella. Vedelago nel Trevigiano ha votato il 40,23 rispetto al 44,6 del primo turno, quindi anche qui una leggera flessione. Vicenza, capoluogo su cui sono puntati tutti gli occhi, 42,05% contro il 43,69, una lieghissima flessione in questo caso alle 23 di ieri sera. Più consistente siamo in provincia di Verona, Assona, dove ha votato il 35,78% degli elettori contro il 44,76% del primo turno. E allora abbiamo detto, vedremo quanto l'affluenza peserà naturalmente sull'esito delle urne. Si vota fino alle 15, ma già dal termine di prima edizione alle 14:30 vi ricordo che inizierà il lungo pomeriggio politico di Antenna 3 dedicato proprio all'esito delle urne, con collegamenti e risultati che arriveranno via via dai comuni in cui si vota. Poi vi ricordo questa sera
dalle 21:05 ritornerà Ring per continuare la discussione sull'esito dei ballottaggi. Vi ricordo che gli ospiti di Ferdinando Avarino saranno Elisa Venturini di Forza Italia, Fabrizio Boron della Lega, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Vanessa Camani del Partito Democratico, i colleghi del Corriere del Veneto Marco Bonet e del Gazzettino Alda Vanzan. Ora andiamo al Ponte della Bontà 2023. Sono i premi che il gruppo folcloristico trevigiano, appunto a Treviso, riserva al volontariato della Marca, agli esponenti di varie attività del terzo settore che danno una mano agli altri, ma non solo. Ci sono anche gli studenti delle scuole, quindi dall'Anteas ai ragazzi del Besta, passando per l'Onlus Il Tuo Sorriso e l'Associazione Volontari Ospedalieri. I premiati sono tanti, terzo settore appunto che chiede spazi e nuove energie, come i vari rappresentanti hanno raccontato ai microfoni del nostro Cristian Arboit. Vediamo. C'è un gran bisogno di sedi sociali. Quindi l'invito da questo palco è rivolto al Comune di Treviso, ma anche alle altre amministrazioni, di farsi carico di mettere a disposizione spazi al mondo del volontariato per svolgere le loro attività. È un appello diretto alle istituzioni, quello che parte dalla Loggia dei Cavalieri in occasione del Ponte della Bontà 2023, come sempre voluto e organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano. Anteas è tra i premiati e Alberto Franceschini, che ne è il presidente, oltre a parlare di spazi, lancia anche un messaggio ai pensionati. Fare dell'attività dopo i 65 anni non fa che bene e mantiene in vita meglio tutti quelli che in qualche modo la fanno. Rimanere a casa in qualche modo ad aspettare i tempi che non si sanno quando verranno non ci pare la scelta migliore. Occuparsi degli altri, del resto, è una missione, come dimostrano i volti e le storie anche degli altri premiati: l'Associazione Volontari Ospedalieri, attiva ormai da 30 anni, l'Onlus Il Tuo Sorriso di Villorba, che si occupa di disabilità e non solo, ma anche 9 ragazzi dell'Istituto Besta, indirizzo sociale, che sono entrati nella pediatria del Cafoncello per portare allegria e musica ai piccoli degenti, accanto alla rete delle mamme di Madama Dorè, un'esperienza che ha toccato nel profondo. Innanzitutto voglio ringraziare le nostre insegnanti di Madama Dorè e vorrei anche ringraziare la mia insegnante Katia Meniguz, nuove emozioni, scusate. Giovani che rendono orgogliosi, accanto alle tante scolaresche di scuole elementari e medie che si sono cimentate e distinte nei concorsi di prosa e di poesia, con tema le emozioni e il loro arrivo inaspettato. Come abbiamo visto nella giornata di oggi, abbiamo premiato persone di una certa età, ma un gruppo di giovani che ci dà tantissima speranza per il futuro e che siano di esempio per tutti. Diciamo che dopo il Covid le persone sono diventate più sensibili per affrontare certe problematiche, di conseguenza abbiamo tanti giovani che partecipano a delle imprese, diciamo, difficili, perché seguire i malati non è facile. E a proposito di bontà, un pensiero va alle penne nere impegnate nella Romagna alluvionata. Ho voluto ringraziare oggi gli alpini che non sono qui presenti perché sono ad aiutare le popolazioni che sono state vittime di queste esondazioni in Emilia Romagna, e quindi voglio veramente ringraziarli per quello che fanno. Ora andiamo invece a Lutrano di Fontanelle, dove ieri mattina bambini e genitori si sono letteralmente messi in marcia per salvare la scuola primaria proprio di Lutrano dalla chiusura annunciata dal comune. Alla fine i bambini hanno lasciato anche disegni e letterine al sindaco sulla porta del municipio per chiedere appunto di non trasferirli di plesso e mantenere questa scuola nella frazione di Fontanelle, che viene considerata anche un presidio di socialità per la piccola frazione. Vediamo. La scuola di Lutrano! Il bilancio che vogliamo, c'è la scuola di Lutrano!
4 passi per la scuola, dalla primaria De Amicis fino al municipio. A compierli almeno 300 persone per chiedere a gran voce al sindaco di Fontanelle e Maurina Sessolo di non chiudere il plesso di Lutrano, che verrebbe così accorpato per il prossimo anno scolastico a quello del capoluogo. Questioni di sicurezza sismica e di denatalità le motivazioni del comune, ma i genitori sono agguerriti. Lutrano attualmente conta un centinaio di alunni, metà dei quali residenti nei territori limitrofi di Oderzo, Codognè, Mansuega, Iarine, Ormelle e Porto Buffolè, che vanno considerati al pari dei residenti, dicono, una risorsa per tenere aperta la scuola, che anima l'intera frazione anche in termini di indotto e svolge una didattica innovativa per i bambini. Fa parte infatti della rete nazionale senza zaino. È caratterizzante il fatto di essere un plesso di dimensioni piccole che comunque trova per i bambini la giusta accoglienza, la giusta dimensione familiare. La scuola è importante non solo per le famiglie ma anche per quella che è la comunità, perché una scuola, secondo il nostro punto di vista, è aggregazione, è vita e è comunità. Chiediamo un progetto per questa scuola, chiediamo sicurezza per i nostri ragazzi e chiediamo tempi rapidi e certi in modo da riuscire a sopravvivere, riuscire ad andare avanti come è sempre stata questa scuola. Al termine della marcia i bambini hanno lasciato sulla porta del municipio letterine e disegni indirizzati al sindaco. Ora andiamo a vedere l'agenzia perché rispetto al maltempo si parla del vescovo di Rimini che sarà presente alla tredicina di Sant'Antonio. Sarà il vescovo di Rimini, Monsignor Niccolò Anselmi, ad aprire il 31 maggio, quindi mercoledì, le celebrazioni della tredicina di Sant'Antonio, la serie di pellegrinaggi, lo sapete, di incontri religiosi in vista della festa del 13 giugno alla Basilica del Santo di Padova, di cui noi vi diamo sempre conto dettagliatamente. Il tema della tredicina di quest'anno si ispira alla predicazione di Sant'Antonio ai Pesci, avvenuta a Rimini nel 1223, 800 anni, argomento ancora più significativo in considerazione del difficilissimo momento naturalmente che stanno vivendo le popolazioni dell'Emilia Romagna. Accanto a quanti in queste settimane stanno vivendo situazioni difficilissime, ha commentato il rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, vogliamo accogliere questo episodio come segno della determinazione del santo. Il Vangelo va comunque annunciato anche laddove sembra che nessuno lo possa accogliere e nel caso dell'episodio riminese scopriamo che ad accogliere l'annuncio sono prima di tutto i lontani, i pesci. A volte capita proprio così, quando meno ce lo aspettiamo e ci pare sia inutile annunciare il Vangelo, c'è invece chi lo ascolta e ne fa tesoro. Così dunque sulla presenza del vescovo di Rimini, resa ovviamente ancora più significativa in questo periodo in cui la Romagna è così tanto messa alla prova. Ora andiamo a Villa Manfrin, il mondo del fumetto protagonista della giornata di ieri, grazie alla nostra Mirella Tuzzato, tanti giovani talenti all'opera guardando all'estate. Tutta la mia passione per l'arte è nata quando avevo circa 8 anni, che in un giorno di sciopero da scuola sono andata da mia nonna al centro anziani e c'era una pittrice e da lì ho iniziato a prendere lezioni di pittura e poi sono incappata in questa fumetteria a Sant'Antonino e ho iniziato a disegnare lì. Io sono stata allieva lì dal 2012 e da circa 2 anni insegno al corso del lunedì. Un personaggio di un anime, di un manga, Rei di The Promised Neverland, e questo. 24 anni e questa passione c'era avuta fin da piccolo, però come disegno ho iniziato a frequentare questa scuola da circa 2 anni ormai. Dietro ogni fumetto c'è una storia, dietro ogni volto una passione che può diventare progetto di vita. Nel parco ottocentesco di Villa Manfrin è così andato in scena il primo evento cosplay di Treviso dedicato a fumetti, manga, giochi di ruolo. Stiamo giocando a un gioco che si chiama L'Ultima Torcia, è un gioco di ruolo fantasy
in cui i partecipanti interpretano dei personaggi che incarnano un po' lo stereotipo dell'avventuriero, un po' alla Tolkien, quello che si vede che si è letto nei romanzi, visto nei film, quindi nani, elfi, umani. L'obiettivo della giornata è quello di condividere l'arte di giovani artisti che vogliono approcciarsi al mondo del fumetto o delle fan art, insomma un po' dell'arte in generale, e permettere quindi anche a Treviso un piccolo spazio per i giovani per potersi mettere in mostra e condividere ciò che amano, le loro passioni. A organizzare la giornata la scuola di fumetto Wonder Comics, che guarda i prossimi appuntamenti. Abbiamo anche dei centri estivi che partiranno il 12 giugno e lì appunto faremo anche un laboratorio di storytelling per creare una storia e poi animarla con le tecnologie che abbiamo attuali nel cellulare, qualche programma, e poter fare un corto animato insieme ai ragazzi dei centri estivi. Sempre qui a Villa Manfrin, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto della Mirella Tozzato. Una realtà in espansione, quella del fumetto, anche a Treviso. Per i più talentuosi un'opportunità di lavoro nelle arti grafiche, dalla pubblicità al cinema, in generale una passione che fa evadere dalla quotidianità. Il disegno principalmente mi ha sempre appassionato fin da quando sono bambina, infatti mi rilassa molto disegnare, proprio mi aiuta a staccare anche dai problemi quotidiani molte volte. Fumetto dunque protagonista, lo avete visto a Villa Margherita Inclusiva. Allora parliamo di fornaci di Cava Bomba invece adesso, andiamo nel Padovano, inaugurate le passerelle restaurate dalla provincia. L'itinerario culturale e geologico di Cinto Euganeo viene sempre più valorizzato. Il panorama dei colli è mirato ad alta quota grazie alle nuove passerelle di accesso alle fornaci del complesso museale di Cava Bomba, che sono state restaurate dalla provincia di Padova per rilanciare il sito dell'itinerario geologico. Cava Bomba, che quindi riapre in tutto il suo splendore ai cittadini, alla popolazione, ai turisti e soprattutto alle nuove generazioni, alle scolaresche, che potranno apprezzarne le peculiarità e la bellezza in pieno. Cava Bomba riapre per i cittadini, per i tanti turisti, soprattutto rivolgendosi alle scolaresche che grazie alle nuove passerelle potranno godere dell'itinerario suggestivo visitando poi il museo geopaleontologico. Danno la possibilità di fruire ancora maggiormente a questo meraviglioso museo. Grazie alla provincia di Padova, la collaborazione che è già in atto da 4 anni per la gestione di questo museo, siamo in grado di dare alla popolazione e ai turisti la possibilità di visitare un museo geopaleontologico molto importante e l'unico della Bassa Padovana. L'ex fornace, utilizzata nell'800 per l'estrazione e la produzione della calce, è oggi una testimonianza della fiorente attività produttiva tipica del territorio dei Colli Ugani del passato e segna anche il punto di partenza del sentiero del Monte Cinto. Fin qui dunque abbiamo visto lo scenario sui colli. Adesso abbiamo un'altra ospite collegata, saluto e ringrazio, eccola qua in diretta. Buongiorno, sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Eccola sindaco, come sta innanzitutto? Tutto bene, tutto ok? Sì, tutto bene. Ci piace Grazie. sempre avere ospiti, donne, amministratrici che sono sempre molto operative. Allora, Casale sul Sile vuole avere il primo consiglio comunale aperto in Veneto, è così, è il motivo per cui le abbiamo chiesto appunto di intervenire in diretta, perché ci ha incuriosito questa notizia. È partito l'iter per l'attuazione di questo consiglio comunale aperto che, pur essendo voi rappresentanti di una civica, ha visto anche il coinvolgimento dei partiti. Allora, cosa significa innanzitutto consiglio comunale aperto? Allora sì, si tratta di uno strumento di partecipazione molto ampio, perché consente ai cittadini di poter intervenire in consiglio comunale, un consiglio comunale che è convocato ovviamente ad hoc con tutta la necessaria pubblicità, e di poter intervenire ed essere anche ascoltati dai consiglieri. Poi ovviamente le responsabilità delle votazioni restano ai consiglieri, però è un momento partecipativo molto importante. Ecco perché normalmente, diciamolo, in un consiglio comunale intervengono naturalmente i membri del consiglio comunale, la giunta naturalmente, ma i consiglieri, eventuali esterni, ospiti in qualche modo invitati a parlare in assemblea nel caso, ma il cittadino normalmente dalle sedie della sala consiliare non può alzare la mano e chiedere di intervenire.
No, anzi è proprio vietato, è il contrario, durante i consigli comunali normali i cittadini non possono intervenire, ecco perché questa è l'idea, un po' la svolta sarebbe quella di consentire ai cittadini con ovviamente delle formalità di, come dire, di prenotazione e tutto che andranno studiate, ma di poter parlare in consiglio comunale e di poter essere appunto ascoltati, quindi di essere parte attiva dello stesso consiglio comunale. Questo anche per far partecipare anche di più i cittadini ai consigli comunali, perché anche questo è un altro problema, cioè lungo tutto questo periodo io ho notato, ma penso che sia un po' conoscenza di tutti, il fatto che c'è una forte disaffezione nei confronti della politica, quindi l'idea anche è far riavvicinare i cittadini alle discussioni politiche, anche aprendogli proprio questa possibilità di partecipare attivamente, non come soggetti passivi ai consigli comunali. Lo vediamo anche nell'affluenza al voto, questo tema, no? Della scarsa affezione anche alle elezioni amministrative purtroppo del cittadino. Ma soprattutto come vi è venuta questa idea, Sindaco? Nel senso, ci sono dei temi secondo lei che si prestano maggiormente? Sì, e questo è anche il punto per il quale abbiamo poi chiamato i partiti, perché nella prima riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa abbiamo invitato tutti i partiti che avevano in qualche modo preso parte all'ultima campagna per le elezioni a Casale sul Sile nel giugno del 2022, proprio perché bisogna un attimo confrontarsi su questo primo filtro, cioè quali sono le tematiche sulle quali si può avviare un consiglio comunale aperto, perché altrimenti capirà, cioè, potremmo avere consigli comunali aperti all'ordine del giorno su qualsiasi discussione, invece vogliamo ovviamente che sia tenuto su delle tematiche che siano di interesse generale, e quindi è qui anche l'oggetto del confronto con i partiti, in un'ottica sovracomunale, magari per dare anche un po' un esempio, perché non è escluso che altri comuni poi seguano quella che è la strada di Casale sul Sile, ma decidere un po' assieme quali sono le tematiche sulle quali in linea generale si può convocare un consiglio comunale aperto, anche perché è comunque un dispendio di energie non indifferente da parte dell'amministrazione comunale e degli stessi uffici, quindi non è che può essere convocato quotidianamente, quindi bisogna avere dei filtri, garantire contemporaneamente, come si dice, un contemperamento di interessi tra lo strumento partecipativo ma anche il funzionamento della macchina amministrativa. Ecco, ci faccia capire il meccanismo, nel senso non tutti i consigli a questo punto sarebbero aperti, non su tutti i temi mi pare di capire si potrebbe intervenire, ma andrebbero convocate espressamente specificando che il consiglio è aperto, delle sedute ad hoc in questo senso. In realtà nel nostro statuto è un po' diverso, cioè ci sono varie tipologie, noi poi ci siamo confrontati vedendo quello che già è operativo in Italia presso altri comuni, che sono pochissimi. Il nostro statuto prevede in realtà che già viene emesso un ordine del giorno, quindi viene già convocato un consiglio comunale, e se si ritiene che su quegli ordini del giorno, su quelle tematiche che sono in previsione ci sia un interesse a livello di un forte interesse a livello sociale o politico, un determinato argomento di quel consiglio comunale può essere trattato in modalità aperta. Questo secondo lei, Sindaco, anche per la sua esperienza, non rischia di creare un pochino di caos in consiglio comunale? Non avete questo timore? Ma in realtà no, le dico onestamente no, dei cittadini no, perché noi abbiamo già fatto esperienza di strumenti di partecipazione, perché abbiamo dal 2017 dei laboratori di cittadinanza dove noi incontriamo periodicamente i cittadini divisi per quartiere, ma andiamo noi amministrazione, abbiamo l'obbligo di farlo almeno una volta all'anno, andiamo appunto in queste riunioni divise per quartiere dove i cittadini possono chiedere qualsiasi cosa, possono intervenire, parlare e quindi interagire con il sindaco, gli assessori e chiedere qualunque cosa gli venga in mente. Abbiamo ovviamente un ordine del giorno, ma in generale i cittadini chiedono tutto. Quindi io credo che siano già abituati a determinate modalità di partecipazione, quindi io non temo la capacità dei cittadini di autoregolarsi da questo punto di vista. Poi è ovvio che ci dovranno essere delle regole proprio per evitare che però possa diventare un'assemblea caotica, questo sì, però io dei cittadini mi fido ciecamente, vedendo questi 5 anni passati hanno saputo regolarsi abbondantemente. E a questo tavolo che voi avete convocato con i partiti mi pare di capire che la vostra proposta sia stata accolta positivamente un po' trasversalmente. Sì, questo io devo registrare che c'è stato comunque la massima collaborazione da parte di tutte le forze politiche, con certi distinguo ovviamente,
però in linea generale è stata accolta in modo con aspetto abbastanza favorevole, con esito abbastanza favorevole. Con quali commenti? Come è stata, abbiamo detto, è stata presa positivamente, nel senso che si vede un'opportunità, immagino, di democrazia un po' da parte di tutte le forze politiche rispetto a questo strumento? Sì, infatti ovviamente c'è la preoccupazione di regolarlo bene, proprio per quello che dicevo prima, cioè di fare in modo che sia effettivamente uno strumento di partecipazione, perché il rischio che poi sia strumentalizzato ottiene poi l'effetto contrario, cioè che nel momento in cui i cittadini capiscono che uno strumento partecipativo è strumentalizzato, non partecipano più, e lo vediamo con il referendum. È evidente, i cittadini non sono stupidi, lo capiscono se un strumento che gli viene dato in mano è una cosa che poi alla fine viene utilizzata costantemente solo per contrastare o per fare polemica, e a quel fine si disaffezionano e non partecipano più. Ecco perché noi come lista civica, nonostante siamo una lista puramente civica, abbiamo voluto questo confronto con i partiti, perché riteniamo che sia essenziale che queste regole del gioco siano definite insieme, perché bisogna capire questo, cioè che i cittadini, come dicevo prima, lo capiscono se sono strumentalizzati, e se vogliamo veramente che i cittadini tornino a partecipare bisogna, diciamo, non prenderli in giro, quindi veramente coinvolgerli su tematiche veramente importanti e con determinati crismi, insomma. Ecco, mi fa un po' specie che siano tutti d'accordo, Sindaco, ma che ci siano consigli comunali aperti raramente, insomma ce ne sono ben pochi, diceva, forse mancava il coraggio di intraprendere questo iter. No, è che facendo da poco esperienza, diciamo, come sindaco, è veramente molto faticoso governare con questo dialogo costante con i cittadini. Io assolutamente non rimpiango la scelta che è stata fatta nel 2017, per esempio, di istituire i regolamenti di cittadinanza, però è ovviamente molto più faticoso governare avendo questo dialogo costante con i cittadini, perché i cittadini sono giustamente esigenti, non si sentono un soggetto passivo, ma vogliono ovviamente avere quello che gli spetta come servizio e come quant'altro, ma sappiamo che la macchina burocratica è molto lenta a dare risposte, e quindi spesso bisogna spiegare il perché di questa lentezza, e a volte non è presa bene, diciamo, e quello è un po' il problema. Senta, un'ultima cosa, lei giustamente ha detto questa sarà un'iniziativa che, se sarà appunto efficiente, democratica, utile come ci si auspica, sarà appunto anche un buon lascito alle future generazioni. Sì, anche questa è la prima cosa che abbiamo posto in risalto quando abbiamo fatto la riunione, diciamo, politica, il tavolo politico, perché oggi ci siamo noi, domani ci sarà qualcun altro, cioè nel senso, comunque l'essenza della democrazia è che ci sia un'alternanza, quindi fare degli strumenti normativi e partecipativi che funzionano non è interesse di un partito piuttosto che di un altro, ma è interesse della cittadinanza, e quindi bisogna un attimo superare la visione di breve e medio termine, guardare veramente a lungo termine e dare degli strumenti che veramente possano avvicinare i cittadini alla politica, altrimenti è una cosa che lentamente andrà a morire. Probabilmente domani chissà quanta gente andrà a votare, cioè sempre di meno. Certamente, allora è giusto fare anche questi tentativi naturalmente, e soprattutto nei piccoli centri dove una volta invece c'era una grande mobilitazione quando si andava a votare, adesso purtroppo non la vediamo più. Sindaco, la ringrazio moltissimo di averci spiegato questa iniziativa, grazie per essersi collegata, lo ricordo, Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile, grazie e buon lavoro. Grazie mille, grazie a lei. Una buona giornata. Allora noi adesso andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco e tra pochissimo sarà anche tempo di chiudere, perché lasceremo lo studio a Ferdinando Avarino per iniziare il pomeriggio dedicato all'esito delle urne. A tra poco. Di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3, nei minuti che anticipano poi l'inizio del pomeriggio dedicato alle elezioni e ai ballottaggi che si stanno svolgendo anche nei 4 comuni veneti che sono dovuti ricorrere al secondo turno. In attesa di quello noi andiamo a parlare adesso di apicoltura trevigiana e veneta, che sta vivendo un'annata davvero particolare. Umidità e sbalzi climatici stanno facendo aumentare il fenomeno della sciamatura delle api. Nel prossimo servizio vediamo i consigli su come agire, e succede spesso in questi mesi in particolare, se vi arrivano appunto in grande quantità naturalmente delle api in giardino.
Metti una domenica mattina in giardino quando d'un tratto arriva una nuvola ronzante. Pochi minuti e un ramo si trasforma in un grappolo di api. La prima cosa da fare è chiamare i pompieri o, se si conosce qualcuno, un apicoltore professionista. E voi poi come agite? Allora, intanto si capisce dove è posizionato. Se è in una posizione comoda si può lavorare direttamente da per terra, altrimenti si deve usare per forza di cose una scala. Poi ci si attrezza con delle protezioni perché in fase di scematura non sono aggressive, però è meglio non rischiare perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Quindi maschera, guanti di protezione e una tuta protettiva. Va ricordato che, contrariamente a quanto possa sembrare, le api in questa condizione non sono né aggressive né pericolose. È un fenomeno naturale, ovvio le api hanno un pungiglione, quindi se disturbate poi si vanno a difendere. Però insomma se loro arrivano su un cespuglio, su un ramo, su un albero, è importante non avvicinarsi troppo e lasciarle dove sono. Per recuperarle l'altro oggetto indispensabile è un'arnia vuota. Un'arnia in polistirolo che per questo tipo di operazioni è semplicissima da gestire perché è molto leggera. Dentro abbiamo una parte, solo alcuni favi, ancora appena creati con il foglio cereo di base, diciamo, su cui poi lo sciame e la famiglia d'api andrà a costruire la restante parte della celletta. Dopo l'osservazione ravvicinata si posiziona l'arnia pronti per l'intervento più delicato. Fa cadere all'interno regina e operaie. Che qua vedo che stanno entrando, io le appoggio da così, un po' magari le agito in modo tale che siano un po' stimolate a muoversi e a finire dentro. Un'azione delicata ma fulminea che termina dopo una ventina di minuti senza intoppi. Il ramo è completamente libero, c'è qualche ape che gira perché è ancora un po' stordita da quanto è accaduto, però insomma penso che al 95-98% la regina sia all'interno. Ma il deposito a terra dell'arnia non è l'ultimo passaggio dell'operazione recupero. Bisogna aspettare la sera? Sì, la sera più che altro perché loro sono tutte dentro l'arnia, quindi in ora notturna, appunto con il buio in questo periodo dalle 9 in poi, ci si avvicina all'arnia, si chiude l'apertura di fronte e può essere trasportata in sicurezza nell'apiario di casa, diciamo. E quindi adesso abbiamo capito cosa fare dovesse capitare un evento del genere, naturalmente preservare le api e chiamare chi sa come comportarsi. Allora la nostra prima edizione sta per concludersi. Io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Alberto Pivetta. Vi ricordo subito dopo di noi, subito dopo un pochino di pubblicità, comincerà la lunga diretta del pomeriggio il nostro Ferdinando Avarino per attendere l'esito dei ballottaggi che in Veneto riguardano Vicenza, ma poi Vedelago nel Trevigiano, Adria nel Rodigino e Sona nel Veronese. Vi ricordo anche gli ospiti di Ring: Elisa Venturini di Forza Italia, Fabrizio Boron della Lega, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Vanessa Camani del Partito Democratico e poi i colleghi giornalisti Marco Bonet del Corriere del Veneto e Alda Vanzan del Gazzettino. Grazie ancora per essere stati con noi. Non perdetevi naturalmente il pomeriggio dedicato alle elezioni e alla politica di Antena 3. Arrivederci.